Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì e sono le 7.32, mercoledì 10 maggio. Da domani a tenervi compagnia in questa fascia oraria e per la prima parte della mattinata Antonino Danna, da domani e per le prossime 2 settimane successive. Nel pomeriggio Zoom scompare perché non abbiamo possibilità di sostituirlo con alcunché, per cui il nuovo palinsesto sarà molto semplificato. Le dirette standard, diciamo, finiscono con la trasmissione di Semivarin e dopo ci saranno repliche e altre cose. Comunque, per la fascia mattutina con voi Antonino Danna a partire da domani mattina. Mentre vediamo subito a questo punto intanto il sito radiolibertà.net, ve lo ricordo, fatevi un giro, male non è, così come la pagina Facebook di Radio Libertà nella quale trovate più o meno le cose che vanno in onda durante la giornata. Detto questo, come al solito vediamo le agenzie, anzi partiamo dall'ANSA, ansa.it, che stamani apre col confronto sulle riforme Meloni-Schlein che poi vedremo in dettaglio. Stati Uniti, Biden, il default non è possibile, bisogna alzare il tetto di debito negli Stati Uniti, cosa che puntualmente accade più o meno ogni anno. Un giornalista della France Press è stato ucciso da razzi nell'est dell'Ucraina e l'ONU dà i numeri sul Sudan, 700.000 gli sfollati, raddoppiati in una settimana, riprese le relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Siria, Trump condannato perché abusò pur senza averla violentata e diffamò Jane Carroll, non fu stupro, tycoon, cioè lui, Trump, deve pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice, ma dice Trump io non la conosco questa Carroll e il verdetto è una vergogna. Spari contro una sinagoga in Tunisia, 4 morti, 9 feriti, ucciso l'attentatore, il ministero esclude l'ipotesi del terrorismo. Messina Denaro interrogato, sono un agricoltore apolide, ha detto. Avevo dei beni, me li avete tolti. Se ho ancora qualcosa non lo dico perché non sono stupido. Sul Qatargate Tarabella e Giorgi rilasciati con condizioni, si trovavano entrambi ai domiciliari dopo la detenzione in cella, ma ormai pare che del Qatargate freghi più niente a nessuno. E intanto Israele colpisce la jihad a Gaza, uccisi 3 leader, salito a 13 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani. L'Unione Europea deplora la perdita di civili. Israele minaccia di uccidere i leader di Hamas. La Casa Bianca chiede la de-escalation a tutte le parti. Mattarella ha detto sul terrorismo che bisogna fare chiarezza sulle complicità, ha detto il capo dello Stato nella giornata della memoria per le vittime del terrorismo ieri. Lo Stato vinse il terrorismo con la legalità, serve la verità, dice inappuntabilmente il capo dello Stato italiano. Messi, il calciatore argentino, giocherà in Arabia, il padre smentisce, è una notizia fake. Dopo Milano, studenti in tenda contro il caro affitti a Roma, anche qui vedremo diversi articoli sul tema. Rinasce la commissione Segre contro il razzismo, l'antisemitismo, la senatrice confermata presidente, e poi essere mamma oggi senza la mistica della maternità, lo splendido podcast dell'agenzia ANSA,
che lasciamo con l'archeologia, eccellenza italiana, e non è una metafora, chiave per il dialogo, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che poi sentiremo in diretta. Michela Murgia che si rasa i capelli. E con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo al volo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia, che apre con il voto, a Catania in questo caso, confronto sulle priorità e il rilancio di una città in profonda crisi. E poi stabilità cercasi, la questione delle riforme istituzionali, ma anche a pagina 3 Peppino impastato, la memoria non si può fermare, l'allarme della CGIL Sicilia, calo della tensione nella lotta al malaffare, bisogna tenere accesi i riflettori, come si suol dire. Vediamo anche la prima pagina di Libero, visto che facciamo un po' il volo sulle prime pagine interessanti. Tra le prime pagine interessanti c'è quella di Libero, Mattarella su Moro, complici nello Stato. Una frase shock, sottolinea quella che abbiamo letto poco fa e lo commenta in questo senso Filippo Facci. Questa è una critica a Sergio Mattarella. Premessa: le leggi dell'antiretorica, scrive Facci, presumono che si dovrebbero pronunciare solo frasi che implichino pronunciamenti di senso contrario, del tipo mai più violenza politica e stragi dovrebbe implicare che altri abbiano detto ancora violenza politica e ancora stragi. La retorica istituzionale funziona in un altro modo, scrive Filippo Facci, che è un curioso modo di introdurre questo articolo, comunque, e giustifica l'esistenza di un interesse per ovvietà lapalissiane, magari da applaudire. Fine della premessa, eccoci al vertice della retorica istituzionale per definizione, cioè le parole del capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, il Quirinale, eccetera. È stato lui, Mattarella, a far titolare all'agenzia Asca News mai più violenza politica e stragi nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo, cioè ieri. Data la caratura del personaggio, riportiamo il lancio di agenzia per intero. Cosa ha scritto Asca News? Le stragi del terrorismo talvolta sono state compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa, con la violenza politica tra giovani di opposte fazioni che respiravano l'aria avvelenata di scontro ideologico. Sintatticamente è un po' così, scrive Facci, come del resto la premessa del suo articolo, ma transeat, quindi per sicurezza aggiungiamo l'agenzia ANSA. Titolo: terrorismo, due punti, Mattarella, virgola, anche complicità di uomini dello Stato. In Italia, scrive l'ANSA, ci sono stati troppi episodi di sangue che hanno ferito una giovane repubblica che si è trovata a fare i conti col terrorismo politico, con le stragi talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini avrebbero dovuto ricevere difesa. Insomma, l'ha detto, l'ha fatta lunghissima Filippo Facci per dire che cosa? Che il capo dello Stato ieri ha detto che le stragi sono state fatte con la complicità di uomini dello Stato. Ha detto che nel nostro paese ci sono state stragi terroristiche compiute con la complicità di uomini dello Stato. Frase che, al di là della sua gravità oggettiva, di norma ci aspetteremmo di leggere in un vecchio libro della Savelli o di Caos Edizioni o sul Fatto Quotidiano o in libri dell'editrice Solferino o dove si assemblano Falcone Borsellino, Peppino Impastato, lo sbarco degli americani in Sicilia, le bombe degli anni 70, ovviamente la strategia della tensione, Portella della Ginestra immancabile, Moro, Via Fani, Italicus, Rapido 904, strage di Bologna, l'arresto di Messina Denaro, tutto in un libro solo. Riprendendo il bandolo, i casi sono due: o Sergio Mattarella è a conoscenza di gravi retroscena su uomini dello Stato coinvolti in stragi terroristiche, l'autorevolezza della fonte, il Presidente della Repubblica, sarebbe grandissimo motivo di allarme, se permettete, oppure dovremmo accettare che il livello della retorica qualunquista sia ormai così banalizzato che perfino il capo dello Stato se ne fa un rap. Ora, non vogliamo fare quelli che dicono fuori i nomi o peggio Mattarella relazioni in Parlamento. Piacerebbe solo capirne di più. Magari lo pensiamo anche noi di Libero, che probabilmente ci sono stati uomini dello Stato coinvolti in stragi contro lo stesso Stato, ma possiamo pensarlo e basta. Insomma, l'ha fatta stralunga Filippo Facci per dire complici tra chi doveva difendere, ha detto il capo dello Stato, fuori i nomi tutto sommato. Mentre
Il clima di quei giorni, la vergogna degli intellettuali che giustificavano i brigatisti, ampi stralci pubblica Libero dell'introduzione di Giampiero Mughini alla nuova edizione del suo libro Gli intellettuali e il caso Moro, sul quale si sofferma anche Vittorio Feltri in prima pagina. Mi ricordo quegli applausi il giorno del rapimento per i terroristi, ma attenzione, si affaccia il caso Giletti in prima pagina sul quotidiano Libero, il nuovo che è avanzato e che torna in Rai. Giletti, Roberto Poletti, mitico primo direttore di Radio Padania Libera, che poi ha fatto tante altre cose, è stato eletto deputato coi Verdi, ne ha fatte moltissime, al punto tale che ora ritorna forse in pompa magna in Rai. Comunque la Amuri rivela c'è un'indagine in corso sullo stop a Non è l'Arena. Sandra Amurri, già giornalista del Fatto Quotidiano e poi collaboratrice integerrimerrima di Giletti medesimo. Nuovo attacco sul caso Giletti. Cairo, l'editore di La 7 e Corriere della Sera, risponderà in procura. E la rivelazione della giornalista a Quarta Repubblica di Porro, anche lui torna in Rai in quota centrodestra. Naturalmente Giletti, Poletti, Porro, Monica Setta, una roba del genere, vanno tutti in quota Lega / centrodestra alla Rai. Comunque c'è un'indagine in corso sullo stop a Non è l'Arena, ha rivelato la giornalista Sandra Amurri. La trasmissione è stata chiusa per le inchieste che stavamo facendo con l'intrepido Baiardo, ve lo ricordate, il gelataio di Omegna. Hanno chiuso la trasmissione di Giletti per le inchieste, questo è sicuro. Di certo non perché andava male, come leggo sui giornali, ha detto Sandra Amurri. C'è un'indagine in corso. Abbiamo chiamato i magistrati e Cairo dovrà spiegare ai magistrati le sue scelte fatte da un'ora all'altra. Che bel lancio pubblicitario per il ritorno del gilettone in Rai. Comunque, detto questo, poi c'è il suo bel giubbotto antiproiettile, poi c'è come si chiama, il casco che ha usato per quel meraviglioso servizio dall'Ucraina, ma sembrava Garmagnate milanese lì in una foppa, in una rongia, a testimoniare che c'erano dei buchi nella terra, diciamo così. Comunque è roba che fa curriculum e ne fa tanto, tantissimo. Comunque lasciamo la prima pagina di Libero col caso Giletti. Cairo finirà in procura, chissà come se la ridono dietro le quinte questi qua che hanno organizzato tutta sta operazione pubblicitaria, mentre c'è il carabiniere gay sposo col picchetto d'onore, sul quale si soffermerà da par suo anche l'arciprete preferito Massimo Gremerini, preferito da questa rubrica, naturalmente da questa rassegna stampa di Radio Libertà, ovvero Massimo Gramellini nella sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera, commenta da par suo questa storia, che da par suo commenta anche Francesco Specchia. Oggi su Libero, a pagina 17, vale a dire picchetto d'onore, alta uniforme, per le nozze gay del carabiniere. E questo sarebbe un paese omofobo? Nel Brindisino un appuntato scelto in servizio a Palazzo Chigi, niente meno, e il suo compagno hanno celebrato in grande stile la loro unione civile. Auguri a loro e tanti saluti all'emergenza discriminazione. Così scrive giustamente Francesco Specchia in prima pagina su Libero. Lasciamo Libero, andiamo alla carta da parata, e il titolo è efficace, c'è poco da dire. Il Manifesto, il quotidiano comunista, mette in prima pagina questa roba qua, carta costituzionale naturalmente, ma carta da parata, perché finora è tutta una parata di idee, ideuzze per le riforme, eccetera, eccetera. Dallo show delle consultazioni di governo sulla riforma costituzionale viene fuori un muro contro muro, con l'eccezione di Renzi e Calenda, che consentono a Meloni di puntare decisa sulla soluzione peggiore, scrive il quotidiano comunista, il premierato assoluto, e nascondere così le divisioni con la Lega. Sul Sole 24 Ore invece abbiamo buone notizie per le banche italiane. In 3 mesi un boom di utili. La svolta di Monte Paschi Siena conferma i conti record del settore banche, con profitti a quota 5 miliardi, risultati sopra le stime. Le banche vanno benissimo, vanno benone, vanno strabene in Italia. Per il giubileo del 2025 c'è anche questo, primi cantieri dall'estate prossima, questa del 23, una sfida da 2,9 miliardi per 184 opere. Vuoi vedere che il giubileo fa più roba del PNRR e affini? PNRR da chiudere nel 2023, interventi da 1,6 miliardi per le nuove generazioni. Ma la ministra Bernini ha un'idea, PNRR anche per dare case agli studenti poverini
che non riescono a trovare case in affitto né a Milano, né a Roma, né a Bergamo Alta, né a Bergamo Bassa, né a Siena, né a Forlimpopoli. Quindi PNRR per fare tante belle case per gli studenti universitari, in modo che si prendano la laurea con comodità. Lasciamo la prima pagina del Sole 24 Ore, una robetta interessante c'è in prima pagina sul Foglio. Gualtieri, il sindaco di Roma, è Einstein, scrive Salvatore Merlo. La metropolitana a Roma è un esperimento sulla relatività dello spazio e del tempo. Cioè tu arrivi, c'è fuori il cartello, il treno è in arrivo in 5 minuti, quei 5 minuti diventano 10, 15, 20. È tutto relativo, come diceva Einstein, la relatività dello spazio e del tempo. Prendere i mezzi pubblici a Roma. C'è un racconto di Asimov, scrive Salvatore Merlo sul Foglio, nel quale si scopre che le barzellette sono un esperimento alieno in corso da migliaia di anni. Raccolti tutti i dati, gli alieni si ritirano e le barzellette non fanno più ridere. Ora, gli autobus e le metropolitane di Roma non fanno ridere, bensì piangere. Tuttavia, non è del tutto da scartare l'ipotesi che siano anch'essi un esperimento alieno che riguarda la percezione umana dello spazio e del tempo. Mettiamo di trovarci sulla linea B fermata a Cavour. Ecco il pannello che annuncia il prossimo treno. Treno in arrivo tra 5 minuti. Passano 4 minuti sul nostro orologio, ma sul tabellone ne è passato solo uno. Treno in arrivo tra 4 minuti. Sicché nella metro di Roma alla fine 5 minuti durano 20 minuti e il treno passa con la stessa frequenza del Frecciarossa per Milano. A Roma, caput mundi, e per fortuna capitale d'Italia. Mentre gli avvocati specialisti sono in arrivo, questo ce lo racconta Italia Oggi in prima pagina, via libera alle linee guida per i corsi di formazione per il titolo di avvocato. Sono 36 gli itinerari biennali di qualificazione possibili in 3 macrosettori, civile, penale e amministrativo. A pagina 25 il dettaglio sulla specializzazione degli avvocati. Intanto diffusione dei quotidiani a marzo, Libero più 7%, Fatto più 1% e poi tutti gli altri in negativissimo. Repubblica meno 14%, La Verità meno 12%, Il Giornale meno 13%, La Stampa meno 11%, Corsera meno 7%. Vendono in tutto poco e sempre meno. E Luigi Magnaschi, il direttore, si occupa della Francia, che rinfaccia all'Italia tutto quello che vorrebbe rinfacciare alla Germania. Le accuse del ministro degli interni francese Darmanin all'Italia di essere un paese guidato da un governo di estrema destra e non in grado di controllare l'immigrazione nel Mediterraneo non sono un episodio di un ministro che non sa governare le sue parole, ma costituiscono la costanza dei rapporti tra la Francia e l'Italia, che non cambiano in funzione di chi sta guidando la Francia. Da questo punto di vista, sia pur con differenze di dettaglio, da Mitterrand in avanti i francesi si sono sempre comportati così con l'Italia. In prima pagina ancora sul quotidiano Italia Oggi la rubrica diritto rovescio, il corsivo del direttore sulle riforme. Da 40 anni si stanno inseguendo in Italia le riforme istituzionali. Si tentò perfino di farle con una bicamerale Berlusconi-D'Alema nei tempi in cui i due si affrontavano con armi in pugno, ma tutti questi tentativi sono falliti. Adesso ci sta tentando Giorgia Meloni, giustamente convinta che questo tipo di riforme, che stabiliscono le regole fondamentali che si propongono di regolare le istituzioni, non possono essere di parte, ma devono mobilitare anche l'opposizione. Ma Schlein non ci sta. Nello specifico, mentre il potenziamento del ruolo del Premier è inevitabile, oggi il Presidente del Consiglio non può liberarsi di un ministro, mentre un sindaco può licenziare un assessore quando vuole. Sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica ci andrei cauto, perché si rischia, con questi chiari di luna, di mandare al Quirinale Beppe Grillo o anche Chiara Ferragni. Occhio, scrive Magnaschi, il quale poi si sofferma, dicevamo, sul fatto della sostanza dei rapporti tra Francia e Italia. È sempre andata così. In sostanza, scrive Magnaschi, la Francia rinfaccia all'Italia tutto quello che vorrebbe rinfacciare alla Germania. Mentre, andando agli articoli interessanti di oggi, vi propongo un ottimo Max del Papa. Siamo a pagina 8 di Italia Oggi. Abita a Bergamo la tizia Ilaria Lamera, studentessa che si è accampata con la tenda davanti al Politecnico. È a un'ora di treno, ma vuole la casa, possibilmente gratis, proprio davanti al Politecnico di Milano. Oh yes!
Facile, no? Scrive Max del Papa. C'è una antipatica e presuntuosa, il suo nome è Ilaria Lamera, studentessa, punto di domanda, che si è accampata con una tenda davanti al Politecnico per protestare contro il caro alloggi. È arrivata, chissà il fatto suo, la battaglia era presentare chi non può permettersi una casa a Milano, dice lei. No, commenta del Papa, la battaglia è far parlare di sé in questi modi strampalati, da bambini viziati della democrazia, cosa che puntualmente sta avvenendo. Ilaria manifesta a Città Studi, una delle zone più costose di Milano, totalmente indifferente delle dinamiche di mercato che possono non piacere, ma con le quali bisogna fare i conti. Così come c'è un'altra tizia, Chloe Bertini, una di ultima generazione, sempre in TV anche lei, la quale è totalmente indifferente ai bisogni energetici dell'umanità. Esistono loro, i loro libri dei sogni, e a culo tutto il resto, come canta il compagno Francesco Guccini, che poi vedremo protagonista di un episodio di secessione. Guccini per la secessione, come vedremo tra poco. Andasse a dirlo al compagno sindaco Sala, la Ilaria. Fortunatamente esiste una ministra degli studenti delle università in Italia, vale a dire Anna Maria Bernini, la quale afferma che col PNRR avremo 60.000 nuovi posti letto e garantiremo a tutti gli studenti tipo Ilaria e gli altri il diritto allo studio. In facoltà le matricole saranno il 30% in più. Voglio trovare soluzioni, dice la ministra Bernini, oggi intervistata su Il Giornale. Non posso permettere che si faccia demagogia su un tema così importante, il caro affitti, eccetera, eccetera. Il momento è difficile, la congiuntura economica, dobbiamo dare risposte subito. Servono più risorse, più danè, più SCEI. Con l'aiuto di tutto il governo per le residenze universitarie abbiamo messo in bilancio 400 milioni in più rispetto alle risorse ordinarie. Sono 14.000 nuovi posti letto. Risorse extra rispetto a quelle del PNRR, ma è un primo passo. Il PNRR prevede di realizzare 60.000 posti aggiuntivi. Il Ministero ha già raggiunto il primo target assegnando agli studenti 7.500 posti letto, eccetera, eccetera. Nelle prossime ore partirà una manifestazione di interesse per capire gli immobili pubblici su cui possiamo contare e creare altri 52.500 posti previsti. Totale 60.000 nuovi posti letto col PNRR. Mentre la tendopoli dilaga nelle università italiane, in tutte le varie città, dopo Milano sit-in in tutta Italia, dicono i rettori bisogna riconvertire gli edifici in alloggi per studenti. Anche il sindaco di Bologna del PD, Matteo Lepore, dice le città devono scendere in campo, noi sindaci, lo Stato ci dia le caserme per farne alloggi low cost per i nuovi cervelli italiani. Dobbiamo limitare gli affitti brevi e rimettere sul mercato gli appartamenti vuoti dei privati. Mentre a proposito di Bologna e di Guccini, Guccini fa la secessione, ciumbia a Sambuca Pistoiese. Siamo in Emilia, il comune vuole secedere e andarsene con la Toscana. E Guccini sta con loro. Il paese in fuga dalla Toscana. L'Emilia è il contrario, chiedo scusa. Sambuca Pistoiese è in Toscana e vuole andare in Emilia-Romagna. L'Emilia ci accolga. La secessione di Sambuca Pistoiese, scrive Repubblica, pagina 21. Ci hanno tolto anche il medico di famiglia. Cambiamo regione e il cantautore si schiera per la secessione. Perché no? Le nostre tradizioni popolari resteranno le stesse. Vedete che a furia di ascoltare Radio Padania Libera è diventato un secessionista anche il buon Guccini. La maggior parte degli abitanti lavora e va a scuola al di là del confine. Mentre a proposito di giustizia, la mala giustizia ti sputtana e poi sono fatti tuoi. La storia è stata raccontata da Hermes Antonucci su Il Foglio, è stata ripresa da Dago Spia. Un ex consigliere regionale in Abruzzo di Forza Italia, Ezio Stati, è stato assolto dopo 12 anni, 12, dall'accusa di corruzione perché il fatto non sussiste. E visto che la notizia è stata nascosta dai media, il buon consigliere, ex consigliere, ha affittato un camion vela, come quello che state vedendo sul canale 252 o in diretta sulla app o sul nostro sito, e ha affittato un camion per far sapere a tutti ad Avezzano, appunto nella sua città in Abruzzo, della sentenza di assoluzione. Aveva rinunciato alla prescrizione. Voglio raccontare a tutti che non sono un delinquente. A proposito di magistratura, Giacomo Amadori sulla Verità ci racconta di una Mani Pulite dentro la giustizia.
fascicoli spiati, vestiti in regalo e una coppia di magistrati finisce alla sbarra. Lei è abbastanza famosa, è il pubblico ministero del caso Meredith Kercher, il delitto di Perugia. È accusata di avere sbirciato nei registri della procura alla ricerca di notizie sull'ex marito, su alcuni amici e sul magistrato Palamara. Lui, giudice, avrebbe affidato incarichi in cambio di favori. Una bella storiaccia raccontata sulla Verità di oggi. Il 16 maggio 2019 la donna controllò il procedimento su Palamara, tra le presunte utilità anche studi per casa e piscina e buoni per abiti. In questi giorni una coppia di magistrati perugini è unita, oltre che dal legame sentimentale e dalla professione, anche da disavventure giudiziarie. Sono entrambi alla sbarra a Firenze in 2 procedimenti. Del primo si è parlato poco, del secondo niente. I protagonisti sono magistrati piuttosto noti. Lei è Manuela Comodi, la pubblico ministero che portò avanti le ragioni dell'accusa contro Raffaele Sollecito e Amanda Knox nell'inchiesta per l'omicidio Kercher. Lui è Umberto Rana, ex presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Perugia, oggi giudice a Macerata. La settimana scorsa la dottoressa Comodi, ma la notizia non è apparsa su alcun giornale, si è difesa durante l'udienza preliminare che la vede sotto inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico, quello della cognizione penale, il vecchio registro generale della Procura di Perugia. La donna è accusata di avere sbirciato in fascicoli ai quali non era applicata lei. Per l'esattezza, il procuratore facente funzioni di Firenze, Luca Turco, le contesta 9 ricerche tra il marzo 19 e il marzo 22. Il suo compagno, Rana, sessantenne, originario di Molfetta, è messo peggio. Il 20 ottobre scorso è stato rinviato a giudizio. Il procedimento ruota intorno a irregolarità nell'affidamento degli incarichi professionali, essendo questo signor magistrato, naturalmente addetto alla sezione fallimentare del Tribunale di Perugia. La sezione fallimentare è un teatrino molto interessante, in generale, non solo a Perugia. La storiaccia viene raccontata oggi sulla Verità, pagina 4. Storie interessanti però ce ne sono non poche. Su Avvenire è stato raccontato da Rosanna Borzillo, ma lo riprende da Gospia e poi un altro giornale oggi. Una storia interessantissima, la grande storia di Angelo e Paola, 2 napoletani che dopo essere stati fidanzati per 9 anni, matrimonio già programmato, decidono di prendere i voti. Prima lei diventa monaca di clausura, carmelitana scalza, poi anche lui riceve la chiamata da Dio e si fa ordinare sacerdote. Ora è parroco in Germania e racconta: ogni volta che sono a Napoli passo al monastero da lei. La storia non è poi così cambiata. Da fidanzati mi beccavo le ramanzine. Mentre a proposito di belle storie, dicevamo, il nostro arciprete preferito Massimo Gramellini sul Corriere della Sera si occupa, nei secoli fedele, della storia dei carabinieri. L'appuntato scelto, Angelo Orlando, non è il primo carabiniere che si sposa con un altro uomo. Eppure il fatto che lavori a Palazzo Chigi, i cui attuali inquilini non vanno pazzi per i matrimoni gay, dà alla sua scelta un significato ironico, scrive Gramellini. Su Libero si sentenzia: ma dov'è il problema omofobia in Italia? Ci sono carabinieri a Palazzo Chigi che si sposano tra uomini, fanno anche tutta una festa pubblica, il resto lo fanno l'alta uniforme dello sposo, commenta Gramellini, e l'arco di spade incrociate del picchetto d'onore sotto il quale l'appuntato Angelo e il parrucchiere Giuseppe si sono baciati dopo essersi tenuti per mano. Quell'uniforme e quel picchetto rappresentano il marchio della più prestigiosa istituzione del paese, i Carabinieri, gelosa custode dei valori della tradizione. Un rito che fino a non molto tempo addietro era vietato e ancora oggi suscita in alcuni. Penso allo sgomento che starà provando il senatore Pillon, scrive Gramellini, ex senatore Gramellini, ex senatore, un moto di condanna o comunque di fastidio. A queste persone, commenta il nostro arciprete, bisognerà pur dire che sono circondate ormai perfino dai carabinieri. Non resta loro che arrendersi, uscendo a mani alzate da un mondo che non c'è più, per entrare in un altro dove ognuno possa finalmente tenere per mano chi gli pare, con la consapevolezza che nei secoli fedele sarà anche il motto della Benemerita, ma assai di rado è il destino degli sposi, a qualunque genere, sesso e orientamento appartengano. Complimenti
applausi, ma verrebbe da commentare con un bel, ve lo ricordate? Troppo scarso, quello là, era lui che commentava, diciamo in maniera inappuntabile, sintetica, efficace. Esatto. Esatto, è un altro discorso ancora. Mentre Tajani, ministro degli esteri, si è occupato di una questione molto importante. Sentiamo un po' una pillola dell'agenzia AGI. Oggi è un po' la vostra festa, è il riconoscimento che l'Italia vi dà per quello che fate per la nostra nazione. Non se ne parla mai abbastanza, a volte in qualche trasmissione scientifica, a volte in qualche articolo nelle pagine di cultura dei nostri giornali, ma voi svolgete un ruolo fondamentale, emerso anche dal video che è stato proiettato. Non sta parlando dei 2 carabinieri gay che si sposano in pompa magna con tutte le celebrazioni carabinieristiche al seguito, no, sta parlando degli archeologi italiani all'estero, il ministro Tajani, mentre sulle riforme sentiamo un'altra pillola dell'AGI, Elly Schlein. E diciamo no anche al premierato o sindaco d'Italia. È una forma che non esiste in alcun paese e che indebolirebbe il Parlamento. Quindi noi siamo contrari, siamo però riformisti e innovatori e quindi al tavolo della discussione abbiamo voluto portare alcune nostre proposte che vanno esattamente nella direzione di migliorare la stabilità e la rappresentanza. Si può provare a rendere più efficienti le istituzioni democratiche senza compromettere il ruolo fondamentale del Parlamento. Sarebbero anzi urgenti, necessari. Il primo che abbiamo posto con forza è la necessità di riformare la legge elettorale per recuperare un rapporto tra rappresentanti e rappresentati e naturalmente anche per superare le liste bloccate. Basta con i listini bloccati. Che poi, se volessimo metterla più armocromaticamente, si potrebbe anche dire così. Ci piace portare, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico, verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, della circolarità, uscendo dal modello lineare. E questo è il tema. Che poi, come commentava Enzo Braschi, troppo un casino! Esatto, direbbe invece Francesco Salvi. Comunque andiamo alla questione delle riforme per quanto concerne il succo che ne trae il Fatto Quotidiano, il Fatto con Giacomo Salvini, che non è parente del capitano, ma giornalista del quotidiano di Marco Travaglio, la mette così: Meloni vuole il premierato, ma la Lega le smonta tutto. La premier non cede sull'elezione diretta, che non è gradita però a Salvini, che è l'omonimo dell'autore dell'articolo, ma è il segretario della Lega. Salvini non ci piace, a Salvini non ci piace l'elezione diretta, secondo il Fatto Quotidiano. La faccio in ogni caso, risponde Giorgia Meloni, cioè il premier. Lite sull'autonomia regionale, la proposta alle Camere, si vedrà, eccetera, eccetera. Scontro con la leader del PD Schlein, che le dice: vuoi una monarchia, cara Giorgia, mentre Berlusconi si scusa con Piercamillo Davigo, tra le altre cose. Tra gli atti del processo a carico di Davigo è spuntata una lettera che gli ha inviato proprio l'ex cavaliere Berlusconi. Nel corso dell'ultima campagna elettorale, siamo al 2018, ho espresso in alcune occasioni affermazioni erronee su fatti che lei ha ritenuto offensivi e falsi, scrive Berlusconi a Davigo su carta intestata a Villa San Martino, Arcore. In particolare la circostanza che lei avrebbe avuto 3 colloqui segreti col leader dei 5 Stelle, Beppe Grillo, movimento a cui sarebbe vicino per discutere la situazione politica. Solo successivamente, aggiunge Berlusconi, scusandosi, ho approfondito e ho accertato che tali colloqui non si erano mai verificati. E se lo scrive il Fatto Quotidiano è certamente vero. Mentre sulla Stampa, sempre in tema di riforme,
la si mette così, in guisa peraltro di retroscena. Francesco Olivo firma il retroscena, la Lega mette subito i paletti, no al premierato, ora l'autonomia. Le battute della segretaria del PD, Schlein, meglio la monarchia assoluta. Torniamo allo statuto, diceva Sidney Sonnino, no? Qualche annetto fa. Lo statuto albertino non sarebbe male come riforma. Comunque, ira di Fratelli d'Italia per le frasi di Molinari, dovrebbe essere il capogruppo della Lega alla Camera. Salvini corregge il tiro ma precisa: federalismo. Federalismo, rispunta questa antichissima parola da sotto un quintale di terra. Confronti duri ma niente liti. Tajani e la premier Bonelli, sai cucinare le telline? Questa è simpatica. Mentre botta d'orgoglio del nostro amico Antonio Maria Rinaldi in aula al Parlamento europeo. Difendiamo la sovranità e la democrazia. Lo riporta l'intervento scenarieconomici.it. L'europarlamentare leghista è intervenuto così nel Parlamento europeo. In un minuto posso solamente fare una riflessione sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Nella riforma la Commissione avrà poteri enormi nella determinazione delle politiche economiche dei governi nazionali, molto superiori al precedente patto, non coinvolgendo neanche questo Parlamento, che ricordo è eletto democraticamente a suffragio universale, come lo sono i rispettivi parlamenti di ognuno dei 27 paesi dell'Unione. Ne discende che ai governi graditi alla Commissione le nuove norme si interpreteranno, mentre agli altri si applicheranno in modo rigido. Non saranno più i cittadini a decidere con il voto, ma i burocrati non eletti, che hanno sempre dimostrato di essere completamente disconnessi dalla realtà, gli stessi dell'incomprensibile decisione di non scorporare dal calcolo del debito pubblico i prestiti del Next Generation. Ribadisco con fermezza che la sovranità appartiene al popolo e chi pensa solo minimamente a sostituirsi ad esso è destinato miseramente a fallire. E poi ho sentito prima l'affermazione che l'euro è diventato come la lira. Vorrei ricordare che nel 1991 con la lira l'Italia era la quarta potenza industriale del mondo. Il problema è che bisogna saperle fare le cose, non con una banca centrale non in grado. Grazie. Sintesi massima, io adoro quest'uomo, c'è poco da fare. Antonio Maria Rinaldi al Parlamento europeo, mentre colpire le famiglie ricche, a proposito di Europa, il PD vuole un euro stangata e l'apertura de Il Giornale di stamani sull'ossessione patrimoniale. Oggi a Bruxelles si vota un emendamento a firma anche di alcuni del PD. Una crociata marxista contro i redditi eccessivi, scrive Francesco Giubilei sul Giornale. Felice Manti aggiunge: ora Visco, l'ex ministro del PC-PDS-PD delle finanze, vuole tasse eque, ma è stato lui a rovinarci. Tornando all'Europa, la sinistra non perde il vizio: mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Tasse patrimoniali, l'ultima occasione, una risoluzione che verrà votata oggi all'Europarlamento per colpire i più ricchi. Chi sono i ricchi? Nelle prossime ore, commenta Carlo Lottieri, il Parlamento europeo discuterà una risoluzione per far affluire più risorse alle istituzioni comunitarie. L'idea è che quanti più soldi arrivano a Bruxelles, tanto meglio è, dato che in quel modo è possibile intervenire con più energia per favorire la crescita, accelerare la transizione verde e far decollare ricerca e innovazione. In realtà, scrive Carlo Lottieri in prima pagina su Il Giornale, ogni euro gestito dagli eurocrati è un euro tolto a famiglie e imprese. Nel privato come nel pubblico ogni scelta comporta costi e benefici. Fare affluire più risorse agli euroburocrati significa lasciare ancora meno soldi ai cittadini, colpendo ancora di più il sistema produttivo. Non bastasse questo, un emendamento proposto da esponenti del PD e altre forze di sinistra vuol trovare queste risorse penalizzando i più ricchi. Sempre pronti ad accusare di demagogia gli avversari, i progressisti europei lasciano intendere che a loro giudizio in fondo non c'è niente di male nel colpire chi ha grandi patrimoni. A questo punto non dovremmo stupirci quando dovesse essere legalizzato l'esproprio proletario, ovviamente al fine di realizzare nobili obiettivi di giustizia sociale. C'è poi un altro aspetto grave. La proposta suggerisce che questa nuova patrimoniale, a danno dei tycoon, poi si vedrà quanto si deve possedere per essere definiti ricchi, non dovrebbe essere fissata e gestita dai vari stati. Il populismo veteroclassista è usato quindi per giustificare un rafforzamento del potere europeo, perché è esplicita la richiesta di dotare l'Unione Europea di ulteriori entrate proprie, sganciando sempre di più il bilancio comunitario dalle scelte degli Stati nazionali. È ovvio però che un'istituzione che riunisce quasi 30 paesi
può operare al meglio se ogni realtà nazionale mantiene qualche possibilità di contrastare decisioni e interventi. Nella piccola Svizzera federale, conclude Carlo Lottieri, prima pagina de Il Giornale, il potere centrale può disporre solo di 2 imposte in Svizzera e la loro esistenza deve essere confermata nelle urne dal voto popolare periodicamente. Nulla esclude che un giorno Berna, il potere centrale, non disponga più della facoltà di tassare direttamente i cittadini svizzeri e debba quindi fare esclusivo riferimento ai contributi che a quel punto i cantoni destineranno allo Stato centrale. Perché tutto questo? L'idea è che in una società libera è bene lasciare autonomia e libertà di autogoverno alle realtà locali, cosicché anche le istituzioni di livello superiore siano finanziate da contributi delle istituzioni associate e si sforzino di soddisfare i cittadini. L'economia europea è in fase difficile, esige più spazio per il privato, non sarà con l'aumento della spesa pubblica e scelte populiste e un ulteriore rafforzamento dell'apparato dell'Unione Europea che si invertirà la rotta, scrive Carlo Lottieri. Plauso a Carlo Lottieri che ha ricordato la Svizzera. Invece di sparare tante cose interessantissime, stupende e meravigliose in tema di riforme, incontri con questo, con quello, con quell'altro, dichiarazioni e bla bla bla, perché non copiamo la Svizzera? Un sistema istituzionale come quello svizzero? Poi gli svizzeri avranno inventato anche solo l'orologio a cucù e il cioccolato, come diceva qualcuno. Però come istituzioni qualcosa hanno inventato di estremamente interessante. Perché non copiamo la Svizzera? Questa è una bestemmia in chiesa, è come portare un cane che bestemmia in chiesa naturalmente, però non sarebbe male copiare la Svizzera. Andiamo a vedere qualcos'altro? Sì, ci sono pure le elezioni domenica. Su sussidiario.net un'intervista al leghista Fabio Rolfi, candidato sindaco a Brescia. Sicurezza, ascolto dei bisogni, famiglia. La mia Brescia, la seconda città della Lombardia che prova a uscire da una cappa dirigistica, leggi PD, durata 30 anni. Parla il candidato di centrodestra, il leghista Rolfi. Mentre il decreto per il ponte sullo Stretto, ne parleremo poi più tardi con il nostro condirettore di Radio Libertà, ovvero il sottosegretario alla programmazione economica Alessandro Morelli alle ore 9. Il decreto per il ponte sullo Stretto inizia l'iter alla Camera dei Deputati. Via libera previsto il 16 maggio, dopodiché passerà al Senato. Finalmente, dice il governatore della Sicilia Schifani, si intravedono segnali. Usciamo dal tunnel, entro l'anno potranno partire i lavori. Il progetto del ponte sullo Stretto inizia il percorso in Parlamento. Ieri è iniziata la discussione alla Camera con l'intervento del relatore Battistoni, Forza Italia. Lunedì prossimo alle 12 il governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul testo del decreto ponte sullo Stretto, che andrebbe votata l'indomani, martedì 16. La settimana successiva il testo passa al Senato. L'obiettivo, come ha spiegato Matteo Salvini, è di far partire i lavori entro l'estate dell'anno prossimo, scrive in questo caso Il Tempo di Roma. Una data che è stata rilanciata ieri dal governatore della Sicilia Schifani. Finalmente si intravedono segnali, si esce dal tunnel. Convinto che l'opera possa partire nei tempi previsti anche Pietro Salini, ieri intervistato dalla Stampa, amministratore delegato di WeBuild, già in pregilo. La verità è che sul ponte e sullo Stretto si fanno polemiche modeste. È un'opera che sognava già Giulio Cesare, non Carnelli ovviamente. Noi tra un anno siamo pronti a far partire i lavori. Per quanto riguarda i costi di realizzazione, 13 miliardi e mezzo. È verosimile, ha detto Salini, il ponte in sé ne costa 4,5. 6 servono per opere accessorie di compensazione, poi oneri di ingegneria e la parte di rete ferroviaria, Ferrovie dello Stato. L'Italia col PNRR, ha detto ancora l'amministratore delegato di WeBuild, sta facendo un grande tagliando dopo anni di investimenti mancati. Scuole di qualità, culle piene, grandi opere sono i 3 segni di un paese con fiducia nel futuro. Stiamo ripartendo. Chi mette in dubbio l'utilità del ponte disconosce il valore di un progetto storico sostenuto a livello europeo, a cui il governo potrà chiedere poi risorse europee. Non è un progettino infilato di nascosto. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale parla dell'estate prossima. Saremo pronti anche prima, sarà una vetrina incredibile per l'Italia. Anche turistica, costruiremo il ponte più lungo del mondo, ha detto Salini.
Sulla questione dei costi, aumentati fino a 13 miliardi e mezzo, è intervenuto il vice ministro alle infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi. Nel 2011 il costo era di 8 miliardi e mezzo, oggi è salito a 13 e mezzo. Era necessario individuare un meccanismo di calcolo per adeguare la spesa all'aumento dei materiali e quindi tener conto per il 2022-23 dell'incremento del costo delle opere pubbliche, che nel settore ferroviario ha sfiorato il 40%. Così il tempo. Intanto a chi la Commissione parlamentare antimafia? A noi. La deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, scrive in questo caso Dago Spia, fedelissima di Giorgia Meloni, l'onorevole Colosimo, diplomata con studi giuridici, è un eufemismo quando qualcuno ha fatto qualche esame all'università, coinvolta in... sono diplomato con studi giuridici, come Alessandro Altobelli, il mitico centravanti dell'Inter e della Nazionale, che quando gli chiedevano il titolo di studio diceva mi mancano 5 anni per diventare geometra. Non era male. A questa qua mancavano un po' di anni, ma comunque è diplomata con studi giuridici. Attenzione, coinvolta in passato in rapporti con l'inesistente Marc Caltagirone, quello di Pamela Prati, sarà nominata presidente dell'organismo bicamerale, la Commissione Antimafia. Eia, tralala, commenta Dagospia. Tornando seri, invece, la questione della sanità, siamo a pagina 3 del quotidiano cattolico Avvenire, lacune storiche, pandemia, la sanità sotto stress, scrive Carla Collicelli. I principali problemi da affrontare per una riforma che rilanci il welfare della cura. Il sistema italiano è stato a lungo un'eccellenza internazionale. Il taglio delle risorse, il Covid, hanno fatto detonare le criticità. Dal Ministero un piano ambizioso, serve il coinvolgimento di tutti. Però chiedo al come sempre ottimo, anzi eccellente tra gli ottimi Federico Borsari in regia, di andarsi sul sito di Avvenire a cercare l'inno del Giubileo 2025, scritto dal teologo Sequeri, perché lì mi è caduto l'occhio, e musicato dal maestro Meneghello. Oltre che un sacco di lavori pubblici, forse più del PNRR, per il Giubileo 2025 c'è anche l'inno, che si può ascoltare sul sito di avvenire.it nella sezione media. Poi ce lo ascoltiamo così per curiosità, anzi ce l'abbiamo già, incredibile, straordinariamente efficace come sempre il nostro regista Federico Borsari. Allora abbiamo già l'inno del Giubileo, poi torniamo invece alla questione della sanità. Lo mettiamo ai voti, 346 6427 756, diteci il vostro parere su questo accenno di inno del Giubileo 2025, scritto dal teologo Sequeri, musicato dal maestro Meneghello. In ogni caso, carenza di personale, per tornare all'articolo di Avvenire sulla sanità, reparti di urgenza sottodimensionati, ritardi nella diagnosi, aumento dei tempi di accesso alle cure sono alcuni dei nodi da affrontare, alla luce di un'emergenza che ha visto peggiorare la qualità di vita di anziani, malati cronici e bambini. L'anno scorso, 22, la spesa sanitaria è cresciuta del 2,9%, nonostante tutto, raggiungendo i 131,1 miliardi, con una discesa però rispetto al PIL a poco più del 6,9%, molto al di sotto dei valori degli altri paesi che stanno tra l'8 e il 9. E ovviamente la pandemia Covid, con la quale ormai si giustificano tutte le cose del mondo, ha caricato su un sistema già in tensione ulteriori problemi. Oggi mancano 50.000 infermieri e 1 migliaio di medici nei reparti di emergenza. Così a pagina 3 Carla Collicelli su Avvenire. Mentre Conte, Speranza, quei giorni del Covid fuori controllo al nord, saranno ascoltati oggi Conte, Giuseppi e il suo ministro, Speranza, a Brescia, scrive il Fatto Quotidiano.
Conte e Speranza interrogati oggi, entra nel vivo l'inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid-19 condotta ora dal Tribunale dei Ministri di Brescia, al quale la Procura di Bergamo, che sta conducendo l'inchiesta complessiva, ha trasmesso gli atti per il Tribunale dei Ministri. Le ipotesi di reato sono epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo. Conte risponde della mancata istituzione anche della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni della Bergamasca falcidiati dal virus. In concorso col presidente Lombardo Fontana, 9 membri del primo comitato tecnico scientifico. Speranza, insieme a dirigenti del Ministero della Salute e comitato tecnico scientifico, è invece indagato anche per rifiuto di atti d'ufficio per la rinuncia ad applicare il piano pandemico 2006. Felice Manti sul Giornale si occupa di questa questione. Non esserci sarebbe uno sgarbo istituzionale, dice al telefono uno degli avvocati che oggi sarà a Brescia con l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza davanti ai magistrati del Tribunale dei Ministri, i quali devono decidere se indagare i vertici del governo Conte 2 per la mancata applicazione del piano pandemico, come ha ipotizzato la Procura di Bergamo, che ci ha lavorato su per 3 anni, contestando a Conte e Speranza i reati di omicidio colposo e epidemia colposa per la gestione delle prime fasi dell'emergenza Covid. A difendere gli inquilini di Palazzo Chigi e Ministero della Salute davanti al Tribunale dei Ministri 2 mastini delle aule giudiziarie, come l'avvocato Guido Calvi per Speranza e Caterina Malavenda per Conte, segno che la partita è tutt'altro che in discesa per i 2 esponenti politici. Conte e Speranza, scrive il Giornale, non erano dei passanti, ma i dominus della strategia di Palazzo Chigi. I domini, potremmo dire, della strategia di Palazzo Chigi che ha portato l'Italia a essere uno dei paesi con l'indice di mortalità più alta, frutto di scelte discutibili come non applicare il piano pandemico del 2006 o improvvide come far arrivare dalla Cina mascherine farlocche. Vedremo. Intanto, a proposito di sanità, ancora vuote le caselle dei manager della sanità della regione più importante d'Italia, la Lombardia, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista del peso del bilancio della sanità, ovviamente importante. Stallo in regione, Lombardia, slittano le nomine dei dirigenti e fuga dei tecnici voluti da Letizia Moratti, scrive il Corriere della Sera. Fatte le direzioni generali, mancano i manager. A 3 mesi dalle elezioni ancora si attende la delibera coi nomi dei direttori degli assessorati lombardi. Nel 2018, dopo poco più di 2 mesi, i vertici erano stati scelti. Si vedrà. A proposito di Milano, Baby Gang, se ne occupa l'Avvenire, in prima pagina nel dorso milanese lombardo. I gruppi fluidi sono la nuova frontiera del disagio, cioè non bande fisse. Il capo della squadra mobile, Marco Cali, osserva: sul web si formano bande che hanno comportamenti violenti e poi si sciolgono, appunto, gruppi fluidi. Si scrive Baby Gang, si legge altro, scrive Avvenire. C'è un universo molto variegato e complesso dietro quell'etichetta che da qualche anno, soprattutto dopo le violenze del Capodanno 22 in Piazza Duomo, è sinonimo di insicurezza e devianza giovanile. Parlerei di disagio giovanile profondo, diffuso e in evoluzione, dice il capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì. Un disagio che si sviluppa ben oltre le baby gang organizzate con riti e simbologie specifiche, che sono già una 30 in città. Peraltro il disagio è di tantissimi gruppi fluidi, non organizzati, cioè abbiamo una 30 di baby gang organizzate, poi una quantità di gruppi fluidi, ragazzi che si incontrano sui social e che anche occasionalmente manifestano comportamenti illeciti, come rapine compiute ai danni di vittime occasionali, anche loro senza avere la consapevolezza del disvalore di quello che stanno facendo. Cioè, gente che reputa normale uscire per strada, prendere uno, dargli una bastonata e portargli via il cellulare, il borsellino, i soldi, eccetera. È normale, non è un disvalore, è una cosa normale. Oggi esco di casa, ho bisogno di qualcosa, tiro una mazzolata a uno e gliela porto via, è normale, senza rendersi conto che si sta compiendo un reato. Ma manco è un reato, non è un reato per loro, è normale, appunto. Anche grave il reato, tra l'altro, scrive e afferma il capo della squadra mobile di Milano. È un fenomeno generazionale che preoccupa e che va oltre le baby gang. Sono strutturate e organizzate, dice ancora il dottor Calì, sono
fortissime, con identità, appartenenza, legate al territorio, addirittura al CAP, al codice di avviamento postale, al municipio, all'etnia, alla musica, rap e trap, che viaggia dai social alle strade, dice il dirigente di polizia. Mentre violenta ieri come oggi, la bella Milano di Scerbanenko ci conforta, questo a pagina 21 del giornale. Cecilia Scerbanenko, la figlia del celeberrimo scrittore noir milanese, presenta le storie più crude, perfino profetiche, degli anni 60. La raccolta di racconti si intitola Milano Calibro 9. Era il genere di noir che Giorgio Scerbanenko amava di più. 22 storie, la summa della sua arte di scrittore applicata al crimine. Uscì nel 1969. Violenta ieri come oggi. Ci consoliamo così. Apriamo il capitolo Rai, dove tornano il nuovo che è avanzato. Il nuovo che è avanzato è il simbolo, diciamo, del rinnovamento, del cambiamento, della novità. Poletti, Giletti, Porro e compagnia cantante per il centrodestra, naturalmente, è il segno del rinnovamento. Tempi stretti per la nuova Rai, scrive per esempio il Corriere della Sera, pagina 13. Già domani il Consiglio dei Ministri indicherà il successore di Fuortes, Roberto Sergio. Il Consiglio di amministrazione si riunirà molto presto e poi verrà nominato Giampaolo Rossi, uomo di Giorgia Meloni, direttore generale di Mamma Rai. Per questo la convocazione del board del 18 maggio potrebbe essere anticipata a martedì 16, eccetera, eccetera. La fretta viene spiegata perché bisogna varare i palinsesti autunnali che devono essere presentati a giugno. Mancherebbe Report, il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci, al quale la maggioranza non ha mai lesinato critiche. Il caso Report rischia di esplodere. Intanto, tra le fila dell'opposizione, tensione tra PD, 5 Stelle e centristi. L'idea che la presidente Rai Marinella Soldi, considerata renziana, resti al suo posto non piace alla Lega, ma neanche al PD, a cui resterebbe la direzione del TG3 con Mario Orfeo e quella di Andrea Vianello a Radio 1 e ai giornali radio, mentre i 5 Stelle, grazie al patto con Giorgia Meloni, otterrebbero Radio 2 per Simona Sala, le relazioni esterne per Claudia Mazzola e pretenderebbero per Giuseppe Carboni non più Rai Parlamento ma Rai News 24. Cioè i 5 Stelle non è che abbiano poi poca roba in Rai. Quelli che dovevano aprire il palazzo come la scatola del tonno contro la lottizzazione, eccetera, eccetera. Avanza perciò l'idea che il PD chieda la presidenza della Rai, tra i papabili Antonio Di Bella, che a giorni va in pensione. La legge di riforma della Rai, lamenta il consigliere Rai Riccardo Laganà del governo Renzi, la legge di riforma Renzi sta ancora una volta mostrando tutti i suoi aspetti nefasti per l'indipendenza della Rai. Scusate se rido. Ieri l'assemblea dei comitati di redazione dei fiduciari, il Rai, ha espresso forte preoccupazione e via dicendo. Gli esterni che arrivano da fuori per fare i direttori bisogna che si limitino al massimo, chiedono i fiduciari, i comitati di redazione. Tra gli esterni i più importanti Gianmarco Chiocci, che Giorgia Meloni vorrebbe al TG1, ma anche Nicola Porro, che arriva da Mediaset, e poi Giletti e poi Poletti e il nuovo che è avanzato. Da Porro a Pino Insegno è un altro. Ecco la Rai di Giorgia Meloni, scrive Repubblica, spunta Underdog. Ruoli di primo piano è un nuovo programma? Come si definì Giorgia Meloni, Underdog, nasce un programma con la sua definizione, giusto per rimanere indipendenti. Ruolo di primo piano per Nunzia De Girolamo, l'altra novità che è avanzata, e Laura Tecce, che condurrà su Rai 2 il programma nato dallo slogan della Premier. Cioè la Premier si è definita un underdog e la Laura Tecce condurrà un programma intitolato Underdog. Stop ai conduttori vicini all'opposizione e poi butta fuoco, veneziani, Pino Insegno che dovrebbe condurre l'eredità al posto di quello lì che la conduce adesso su Rai 1, Nunzia De Girolamo che gli verrebbero dato un bel che le verrebbe dato, è meglio diciamo l'anacoluto, che le verrebbe dato un bel contenitore del pomeriggio su Rai 1. Nicola Porro, Mediaset, vice direttore del giornale, potrebbe addiritturamente prendere il posto di Fabio Fazio, porca la putrella. Laura Tecce, la giornalista, condurrà a giugno Underdog, il nome del programma ideato da Giorgia Meloni, in seconda serata su Rai 2. Roberto Poletti, biografo di Salvini,
biografo di Salvini lo definisce Repubblica, potrebbe tornare a Uno Mattina. Un altro nuovo che è avanzato, Pierluigi Diaco, il giornalista e amico di Meloni, è diventato confermato per il pomeriggio di Rai 2. Il nuovo che è avanzato la fa da padrone in Rai, mentre sempre rimanendo a cosette di sostanza abbiamo asili, case, treni veloci al sud, tutto il campionario dei miraggi del PNRR, scrivono quei disfattisti del Fatto Quotidiano, pagina 4 e pagina 5. Non solo numeri, ma anche obiettivi, siore e siori. Ritardi e pit stop potrebbero riguardare le storiche carenze. Ma il PNRR è una bella roba, giusto? Esatto? Esatto? Diciamo che ho bisogno di conferme e ci fermiamo poi un attimo. Troppo giusto! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice ciclonico su medio e alto Adriatico, condizioni di maltempo oggi su gran parte del paese colpito da tanta pioggia. Temperature in diffuso calo su valori autunnali. Al mattino piogge e temporali diffusi al centro-nord, prevalenza di sole al sud e sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio maltempo su quasi tutta l'Italia, con elevata probabilità di piogge persistenti praticamente su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E come ci ricorda Federico Borsani in regia, che cura anche il calendario musicale, nasce oggi Fred Astaire, Frederick Austerlitz a Omaha, spero si pronunci così, il 10 maggio del 1899. Fred Astaire non ha bisogno di presentazioni. Allora, torniamo ai miraggi del PNRR, come scrivono quei disfattisti del Fatto Quotidiano.
ritardi, stop potrebbero riguardare storiche carenze, 250.000 posti nei nidi, colonnine per auto elettriche, ferrovie, edilizia popolare, eppure le nuove riforme sono in bilico. Sud, treni veloci, asili, case, come diceva il mitico Antonio Latrippa, promettendo mari e monti ai suoi elettori. Case, alcuni andranno rimodulati, per altri si sposteranno le scadenze, altri ancora potrebbero fallire del tutto. Quando si parla di PNRR ci si concentra sulle trattative con Bruxelles, sui target, le scadenze, insomma, facciamola corta, il Fatto Quotidiano la vede brutta. Il ministro per gli affari europei Fitto non è che la veda bellissima. Spendere le risorse con una polverizzazione di interventi può essere un errore, ha detto il ministro Fitto. Ci sono svariati programmi, c'è Cinecittà, c'è perfino il Giubileo, 335 progetti su Roma per 500 milioni, dal restauro delle mura aureliane all'ex mattatoio del Testaccio e via dicendo. Soprattutto e via dicendo. Sanità territoriale, i soldi ci sono, la riforma è un flop, insomma. Viva l'Italia! E l'Italia è questa qua, come diceva il sommo poeta. Dopo la carne, pure il latte umano in provetta. Questo invece è un articolo di Carlo Cambi su Panorama, la fabbrica del latte umano. Non solo la vacca, ma anche l'essere umano, diciamo così. Non solo latte di vacca, ma anche di donna. Perdonate il paragone, però il discorso è che l'altro giorno è uscita non c'è paragone tra le due cose, ovviamente. Mi sto incartando in un discorso ambiguo e pericoloso, però volevo semplicemente dire che l'altro giorno è uscita la notizia che faranno il latte di vacca artificiale. In Israele è già stato fatto ed è un miracolo della tecnologia, dice il premier Netanyahu. C'è anche il latte non animale, ma umano. Questo è il punto. Anche il latte umano in provetta dopo la carne e via dicendo. Sempre più aziende investono, ci racconta Carlo Cambi, il seguito lo trovate su Panorama da oggi in edicola, sempre più aziende investono sul nutrimento materno prodotto da tessuti mammari forniti dagli ospedali dopo le operazioni ai seni. Un business inquietante dalla sicurezza incerta che arricchirà multinazionali straniere in nome del fanatismo green, prevede l'amico Carlo Cambi. Cambiando completamente argomento, Aldo Moro, Presidente della Repubblica, ieri ha parlato di Stato e di uomini dello Stato che hanno collaborato a fare le stragi contro altri uomini dello Stato. Chi è che voleva far tacere invece Aldo Moro? Se lo domanda Domenico Cacopardo. Chi voleva far tacere Aldo Moro erano le forze eversive che intendevano impedire al Partito Comunista Italiano di convertirsi al capitalismo occidentale. E la DC e il PC, che temevano che Moro dicesse cosa sapeva. Chi aveva interesse che Aldo Moro fosse messo a tacere e a tacere per sempre, si domanda Cacopardo su Italia Oggi. Ci sono due precisi indiziati, si chiamano DC e PC. Essi sapevano ciò che Moro sapeva, coltivavano l'interesse supremo a rimuovere Aldo Moro dalla scena. Anche Moro sapeva ed era chiaro che stava utilizzando mentre era in prigione, e avrebbe utilizzato ancora di più una volta libero, le sue conoscenze in materia di finanziamento privato, illegale, domestico e straniero dei due partiti principali. Insomma, DC e PC certamente volevano Moro morto o che tacesse. Chi meglio di un morto può tacere? E poi le forze eversive che intendevano impedire al PC la conversione al capitalismo occidentale. Ieri si è compiuto il 45esimo dell'assassinio di Aldo Moro, un evento che è stata una svolta nella storia della Repubblica. A Roma si era insediato il governo Andreotti IV. La partita a scacchi che fu la guerra fredda era in corso più che mai. Non penso che il rapimento Moro e la sua uccisione vadano iscritte nelle pagine di storia di quella guerra fredda. Si trattò di un fatto interamente domestico, sul quale si esercitò il massimo della mistificazione e della manipolazione mediatica. I comunisti, i maggiori professionisti della disinformazione, scrive Domenico Cacopardo, sostennero che ci fosse la mano della CIA e del governo americano, visto che Moro era stato il teorizzatore del compromesso storico, dell'inclusione, cioè del PC, nella maggioranza parlamentare di governo, premessa necessaria per associarlo poi all'esercizio del potere repubblicano. Di esso i comunisti peraltro erano i quasi esclusivi gestori in alcune regioni cruciali, in mano loro.
Solo la Seconda Repubblica e la libera uscita dell'elettorato hanno determinato il cambio di colore in Umbria, ma non in Emilia-Romagna e in Toscana. Chi visse quelle settimane, per esempio Francesco Cossiga, si fece l'opinione, scrive Cacopardo, che si trattasse di un fatto domestico, opera cioè delle Brigate Rosse che avevano visto in Moro il più autorevole esponente della democrazia cristiana e nel compromesso storico di Cipici adesione del Partito Comunista alle politiche neocapitalistiche dell'Occidente. Ricordo perfettamente il clima di quelle settimane, scrive Cacopardo. In Italia le attività rivoluzionarie delle formazioni terroristiche di sinistra e di destra imperversavano. Bologna ne fu un teatro. Il comune di quella città era infiltrato da una specie di quinta colonna eversiva. Nell'università i docenti e gli studenti normali vivevano nel terrore. Con una eccellente regia, le Brigate Rosse tenevano in mano pubblica opinione e media, con una sapiente diffusione di comunicati e lettere in cui Moro era bulimico autore. Ne ha scritte tantissime. Nelle temperie della prigionia, Moro divenne il pover'uomo tremante e succubo che in realtà non era. Anzi, da leader della DC era stato un attento gestore del potere proprio, della propria corrente, dei suoi uomini. Un personaggio da Prima Repubblica, pienamente consapevole di tutti gli aspetti della politica politicata, ben più attento e consapevole di tanti altri. Aveva diretto il primo centro-sinistra italiano, quello DC, socialisti, PSI, PSDI, repubblicani. Era riuscito, con un gioco di sapiente gestione, ad assopire le spinte riformiste del Partito Socialista, aiutato in ciò da una situazione congiunturale difficile. A uno dei suoi governi va ascritta l'istituzione delle regioni, 1970, un adempimento costituzionale rispetto al quale non furono ascoltate le voci dissenzienti di tanti esperti. A distanza di 45 anni rimane una domanda: perché? Perché il sistema delle 3 polizie e dei 2 servizi segreti non riuscì a individuare il luogo della detenzione di Moro e a liberarlo? Perché le forze dell'ordine non disponevano di un certo numero di infiltrati capaci di monitorare le attività del terrore. Solo Dalla Chiesa riuscì, giocando su infiltrati e pentiti, a conoscere molto dell'interna corporis delle Brigate Rosse affini. La risposta più convincente indica nella inefficienza di 3 polizie la ragione dell'insuccesso, anche se erano emersi vari indizi, il modo svaccato e superficiale di condurre le indagini, che realizzò il fallimento, e pensare che i carabinieri bussarono alla porta della prigione di Moro, ma non ricevendo risposta se ne andarono. Se ne andarono senza forzarla, senza aver voglia di dissipare il dubbio, quello che li aveva condotti a bussare lì. Un indizio, Gradoli, venne utilizzato in un solo modo, mettendo a soqquadro il paesino del lago di Bolsena, senza pensare a soluzioni come le vie Gradoli presenti nel paese. Una, quella dove era prigioniero Moro, proprio a Roma. Nel quartiere portuense di Roma c'era un covo, un forte nucleo di brigatisti. Della loro presenza gli abitanti della zona avevano sentore, tutto fu ignorato. Niente di organizzato, solo sciatteria insuperabile. Come del resto anche oggi, con i grandi mezzi di cui si dispone, i blitz degli antagonisti colgono sistematicamente di sorpresa le forze dell'ordine. E perché poi non prendere in considerazione le richieste dei brigatisti e operare come si opera in queste circostanze, cioè accettando lo scambio di prigionieri? Addirittura durante la Resistenza, partigiani, brigate nere nazisti procedevano a rari scambi. Chi aveva interesse allora che Aldo Moro fosse messo a tacere per sempre? 2 precisi indizi, 2 indiziati. Si chiamano Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Sapevano ciò che Moro sapeva. Coltivavano l'interesse a rimuovere Aldo Moro dalla scena politica, perché anche Moro sapeva, ed era chiaro che stava utilizzando in prigione, e avrebbe utilizzato ancor più, una volta tornato libero, le proprie conoscenze in materia di finanziamento privato illegale, domestico e straniero, di Democrazia Cristiana e Partito Comunista. L'inesorabile mano dell'illegalità e dell'omertà premette quindi il grilletto che lo uccise, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi. La scelta di non sapere su Aldo Moro è invece il titolo del pezzo di Aldo Guzzanti sul Giornale. È chiaro da anni che non si vuole non soltanto scoprire, ma neanche cercare la verità sul caso Moro. È ancora da scoprire perché, in che modo Aldo Moro fu rapito, trasportato in luoghi diversi, talora coincidenti con domicili dei servizi segreti italiani, e perché fu torturato, come ostinatamente ha dimostrato,
con un suo bel libro, Piero Laporta. Il libro è Raffiche di bugie a Via Fani, Stato e BR sparano su Aldo Moro, il quale Laporta testardamente ha chiesto e ottenuto i referti di autopsia eseguiti sul cadavere dello statista, abbattuto come un cane nel portabagagli della Renault. Piero Laporta ha scoperto così che Moro aveva molte costole rotte che gli impedivano di respirare, procurandogli dolori infernali, le notti atroci, prima di essere condotto al mattatoio. Ecco un caso, il mio caso, racconta Paolo Guzzanti, nel 2005, con rogatoria internazionale, la commissione d'inchiesta di cui ero presidente accogliemmo l'invito del procuratore generale di Budapest che mi aveva scritto di avere prove sui rapporti fra terrorismo e Unione Sovietica. Arrivammo in procura, ci sedemmo al tavolo, bevemmo il tè, il procuratore chiese a un maggiore in uniforme di portare una valigia. L'ufficiale mise sul tavolo l'enorme valigia, la aprì, vedemmo una massa di carte. Eravamo raggianti, stavamo per allungare le mani quando il procuratore ci fermò. Disse che la procura aveva desiderio di consegnarci i documenti coi nomi dei brigatisti rossi che agivano in Italia su ordine del KGB sovietico e della Stasi tedesco orientale, ma che per i trattati tra Federazione Russa e paesi dell'ex patto di Varsavia la condivisione di documenti dei tempi della storia comune sarebbe avvenuta solo col consenso russo. Il lettore avrà già capito, mai la Federazione Russa disse sì affinché quella massa documentale preziosissima fosse trasmessa all'Italia. Ci fu fatto il nome del brigatista Antonio Savasta, di qualcun altro, ma il punto era, ricorda Paolo Guzzanti, che le carte raccolte in seguito a perquisizioni nei covi del terrorista internazionale Carlos provavano che un certo numero di appartenenti alle Brigate Rosse era agli ordini dell'organizzazione Carlos, che sta scontando 2 ergastoli a Parigi per terrorismo, la quale risiedeva a Budapest agli ordini della Stasi tedesca orientale e del KGB. Si trattava dunque, secondo il procuratore, di materiale autentico, prezioso, che avrebbe spiegato il caso Moro. Malgrado la frustrazione del mancato invio del materiale per il no della Federazione Russa, ho aspettato e scritto milioni di volte che sarebbe stato ed è un immediato compito della magistratura italiana compiere ogni operazione per tornare alla procura di Budapest e con gli strumenti diplomatici e dei trattati in vigore ottenere la documentazione di quella valigia. Non sto dicendo di avere trovato la soluzione del caso Moro, ma sono sicuro di esserci andato molto vicino. Il punto è, scrive ancora Paolo Guzzanti, che finora nessun magistrato della Repubblica ha ritenuto un suo dovere considerare notizia di reato quella del rapporto che fa parte di un documento del Parlamento della Repubblica Italiana. E non è un documento giornalistico, ma l'esito di una rogatoria internazionale. Sarebbe stato semplice, si chiede, si vede che ti rispondono, si cerca di superare l'ostacolo, e invece nulla. Nessun magistrato ha fatto nulla, benché nessuno possa dire di non esserne stato informato, trattandosi, come ho già detto, di atti ufficiali del Parlamento della Repubblica, per non dire di numerosi articoli che io ed altri abbiamo scritto. Materiale più che sufficiente per una notizia di reato, notizia criminis. Io non so cosa contenesse quella valigia e non avevo 18 anni fa altri strumenti. Quel che so per certo è che quella pista non è mai stata seguita. La scelta di non sapere. Colpa anche dei magistrati italiani. Nessuna procura ha chiesto di avere quello che la commissione parlamentare di inchiesta presieduta da Paolo Guzzanti aveva visto coi suoi occhi, quella valigia verde coi documenti. Il rapporto tra BR, Stasi e KGB. Ma sulla questione vi abbiamo citato, lo cita Paolo Guzzanti, Piero Laporta, raffiche di bugie a Via Fani, Stato e BR sparano su Aldo Moro. È il titolo del libro di Piero Laporta citato da Paolo Guzzanti. È stato appena pubblicato e sul sito pierolaporta.it potete trovare tutti i riferimenti, compresa l'introduzione e il preambolo dell'opera. Questo libro, scrive lo stesso autore, Piero Laporta, concerne Via Mario Fani, dove un agguato fu condotto da forze speciali. Attenzione, non un comando qualunque, forze speciali, scrive Laporta. L'origine di tali forze sarà esaminata più avanti. Le indagini sulla strage, sul rapimento, 2 fatti distinti, furono compiute dalla Digos della questura romana. Essa partì dal primo momento con la convinzione
priva di prove, errata alla prova dei fatti, che Aldo Moro fosse stato rapito dai BR in via Mario Fani dopo la strage. Inizia così questo libro, che è stato citato da Guzzanti. Mentre cambiamo argomento, vi segnalo su Italia Oggi un bell'articolo di Roberto Giardina da Berlino. In Germania vivono tantissimi turchi, come sanno tutti. La cavalcata dei turchi tedeschi. Si va al voto in Turchia il 14 maggio prossimo, domenica. In soccorso di Erdogan vanno i turchi tedeschi. In loro assenza rischierebbe di perdere le prossime elezioni. 1,5 milioni di turchi può votare dalla Germania. Dopo 20 anni al potere, la vittoria di Erdogan è incerta. A ottobre la Turchia, erede dell'impero ottomano, festeggia i 100 anni. Erdogan sarà ancora al potere? I sondaggi lo danno perdente, ma alle elezioni della prossima domenica potrebbe essere rieletto grazie all'appoggio dei Deutsche Türken, i turchi che vivono in Germania. Sono oltre 3 milioni e la metà, oltre 1,5 milioni, ha diritto di voto in Turchia, per la Turchia, e 1 milione ha il doppio passaporto, votano anche come cittadini tedeschi. Per anni compatti contro Frau Merkel, colpevole di non volere la Turchia nell'Unione Europea. Vedremo. Sarà così importante il voto dei Deutsche Türken, dei turchi in Germania, mentre l'Isola Verde davanti a New York, ci racconta sempre Italia Oggi, sarà il primo hub per la ricerca sul clima, un investimento da 635 milioni a Governor's Island, dalla quale si vede tutto lo skyline di New York. L'isola che ha dato i natali alla vorace New York, simbolo del consumismo, ospiterà un innovativo centro di ricerca contro i cambiamenti climatici, dove sviluppare modelli urbani sostenibili. Il New York Climate Exchange sorgerà a Governor's Island, un isolotto di appena 70 ettari a 800 metri dalla più grande metropoli degli Stati Uniti. Qui sorgerà un campus di oltre 37.000 metri quadri, il primo hub statunitense per la ricerca sul clima e l'istruzione e la diffusione di modelli sostenibili per studiare soluzioni climatiche innovative. Secondo il sindaco di New York, Adams, il presidente di Trust for Governor's Island, che gestisce l'isola insieme al National Park Service, e il presidente della Stony Brook University, si genereranno qui 7.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, impatto economico 1 miliardo di euro. Le opportunità di ricerca e formazione saranno organizzate attorno ai temi dell'ambiente, giustizia ambientale, eccetera. Vedremo. Intanto, sempre su Italia Oggi, vi segnalo un bel pezzo di Marino Longoni nella pagina dei commenti, a pagina 2. ChatGPT risponde con fischi per fiaschi. L'intelligenza artificiale ancora non è abbastanza intelligente. Ha fatto la prova chiedendo la propria autobiografia, Marino Longoni, anzi non autobiografia, chiedendo a ChatGPT la propria biografia, la biografia di se stesso, Marino Longoni. Ne è venuto fuori una roba tutta sballata. L'ho fatto anch'io sta prova, ma in effetti su quelle cose lì non funziona. Ma questo non significa che non funzionerà e non funzioni già adesso su tante altre cose. Sondaggio invece di Andrea Molle, pagina 2 di Italia Oggi. Il professor Molle si occupa di un sondaggio per cui ad Harvard, è piuttosto interessante, il 25% delle matricole come genere sessuale si identifica con LGBTQ+, bimbi queer da genitori di orientamento politico liberal. Cioè ormai 1/4 delle matricole dell'Università di Harvard non si definisce maschio o femmina, ma è una roba LGBTQ+. È un frutto, diciamo così, anche della consapevolezza, qualcuno direbbe del condizionamento mediatico e culturale, della consapevolezza, mettiamola così. Mentre vi segnalo, a proposito degli Stati Uniti, il pezzo di Domenico Maceri sugli statigenerali.com, Biden e i migranti, tra bastone e carota. Anche Biden usa il bastone sui migranti. In Turchia, torniamo lì di nuovo, si dedica alla Turchia, Repubblica, pagina 17, con un'intervista a Esce Temelkuran, una delle più brillanti scrittrici turche, già notista politica di gran seguito, ha scritto per quotidiani turchi come Milliyet e Habertürk, non risparmiando critiche alle politiche di Erdogan. Bugie e deepfake in rete, così Erdogan nutre la paura, dice la scrittrice che ha lasciato la Turchia 7 anni fa.
Il potere autoritario si alimenta di confusione, la verità è diluita, sostituita dalle menzogne, l'opposizione usa le strategie dell'amore, accoglie chi vota l'avversario, non promette vendetta. Cioè Erdogan infame, opposizione ottima. Questa è la manichea visione della scrittrice turca. Mentre torniamo all'intelligenza artificiale, perché già ne avevamo parlato, Geoffrey Hinton, forse la figura più importante nella storia recente dell'intelligenza artificiale, che dice che è giunta l'ora di preoccuparsi. L'uomo dietro allo sviluppo delle reti neurali artificiali, sulle quali sono nate poi ChatGPT e affini, ci ha raccontato che cosa lo spaventa della tecnologia. È Will Knight a scriverne per Wired. Poco tempo fa Geoffrey Hinton, racconta l'autore dell'articolo, mi ha inviato un video di Snoop Dogg. Nella clip, tratta da un panel, il rapper esprime il suo stupore, da profano, per il modo in cui i software di intelligenza artificiale come ChatGPT sono ora in grado di tenere una conversazione sensata e coerente. Poi ho sentito il vecchio che ha creato l'intelligenza artificiale dire non è sicuro, ha detto il rapper Snoop Dogg sul palco, perché le artificial intelligences hanno una mente e questi stronzi inizieranno a fare di testa loro. E allora ho pensato, ma siamo finiti in un cazzo di film? Il vecchio in questione che ha posto problemi ovviamente è proprio Geoffrey Hinton, scrive su Wired Will Knight, l'autore di questo pezzo tradotto in italiano. Il vecchio è proprio Hinton, che non ha propriamente creato l'intelligenza artificiale, ma ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle reti neurali artificiali alla base dei programmi di intelligenza artificiale più potenti, tra cui ChatGPT, il chatbot, cioè il software umanoide che ha scatenato un ampio dibattito sulla rapidità dei progressi nel settore. Snoop, il rapper, ha capito, mi dice Hinton in collegamento su Zoom dalla sua casa di Londra. Di recente Geoffrey Hinton ha lasciato Google per poter richiamare l'attenzione sui rischi posti dalle macchine intelligenti con maggior libertà. Hinton confessa che l'intelligenza artificiale sta avanzando più rapidamente di quanto lui e altri esperti si aspettassero. È urgente fare in modo che l'umanità possa contenerla e gestirla. Hinton è preoccupato per i rischi a breve termine, come le nuove campagne di disinformazione generate da intelligenza artificiale, ma è anche convinto che, vista la gravità dei possibili problemi a lungo termine, dobbiamo iniziare a preoccuparci ora della questione. Cosa ha scatenato il suo nuovo allarme? Hinton indica due recenti intuizioni. La prima è stata un'interazione rivelatrice con un nuovo potente sistema di intelligenza artificiale, il modello linguistico PaLM di Google, simile al modello alla base di ChatGPT, che l'azienda ha reso accessibile a marzo. Hinton racconta che qualche mese fa ha chiesto al modello di spiegare una battuta che aveva appena pensato e di essere rimasto di stucco quando ha ricevuto una risposta che spiegava in maniera chiara cosa la rendesse divertente. Per anni ho detto alla gente, dice Hinton, che ci sarebbe voluto molto tempo prima che l'intelligenza artificiale potesse spiegare perché le barzellette sono divertenti. Era una specie di cartina di tornasole. La seconda scoperta di Hinton è stata che la sua precedente convinzione, cioè che i software sarebbero dovuti diventare molto più complessi in modo simile al cervello umano prima di sviluppare capacità significative, era probabilmente sbagliata. PaLM di Google è un programma di grandi dimensioni, ma la sua complessità impallidisce rispetto a quella del cervello. Ciò nonostante è in grado di eseguire ragionamenti che gli esseri umani riescono a fare solo dopo molti anni. Quindi Hinton è giunto alla conclusione che, ora che stanno diventando più grandi, gli algoritmi di intelligenza artificiale potrebbero superare i creatori umani nel giro di pochi anni. Prima pensavo che sarebbe successo tra 30 o 50 anni, ora penso che sia più probabile che sia tra 5, massimo 20 anni, e Hinton non è l'unico ad essere rimasto scosso dalle nuove capacità dei modelli linguistici di grandi dimensioni come PaLM o GPT-4. Ma per far funzionare ChatGPT ci sono anche lavoratori sottopagati, scrive sempre Wired con Kevin Carboni, il trainer, gli allenatori degli algoritmi, perché sono algoritmi che autoapprendono, no? E però ci vuole qualcuno che li faccia apprendere, che li stimoli, che interagisca per farli apprendere. E ci sono quindi dei trainer, degli allenatori, per così dire, di algoritmi che sono impiegati da aziende terze,
pagati cifre bassissime. Senza di loro però i chatbot non potrebbero funzionare. Chi sono i lavoratori sottopagati che fanno funzionare ChatGPT? In home page su wired.it, che ricorda peraltro che 30 anni fa a Pisa veniva pubblicata la prima pagina web d'Italia. È stata messa online da un gruppo di studenti dell'Università di Pisa nel 1993. Per concludere, pagina economica rapida: quanti soldi l'ENI versa a Confindustria e Università? Nel 2022 l'ENI ha versato 4.700.000 euro a Confindustria e circa 10 milioni alle università, ma tace sulla spesa per la sponsorizzazione del Festival di Sanremo. Tutti i dettagli possibili li racconta Marco Della Guzzo su Start Magazine, startmag.it. In un documento contenente risposte a domande pervenute prima dell'assemblea del 10 maggio, Eni ha dichiarato di aver versato alla Confindustria italiana contributi per 4,7 milioni di euro nel 22. 3 milioni e 2 per le associazioni di categoria, i restanti 1,5 milioni alle associazioni di territorio. Nel 22 Eni ha anche finanziato le università statali italiane con 10 milioni di euro. I progetti attivi sono un centinaio. Poi ci sono le sponsorizzazioni per la comunicazione, gli eventi culturali e sportivi, gli internazionali d'Italia di tennis, la Vuelta in Spagna, la FIGC è stata finanziata dall'Eni, la 23esima edizione della Triennale di Milano, il concerto del 1 maggio, il Ravenna Festival, Venezia 1600, Videocittà 22, eccetera, eccetera. E poi anche naturalmente il Festival di Sanremo e via cantando. L'Eni che faccia investimenti pubblicitari lo sanno benissimo tutti, per cui tanti giornali zitti e mosca, come sa benissimo il nostro collega Maurizio Bolognetti, che ci ha fatto un libro, tra le altre cose, Buchi per terra, dove si parla anche di quello. Comunque, a Pomigliano invece nascono le auto per gli Stati Uniti. Una scelta vincente, ha detto John Elkann, che ha visitato ieri il quotidiano napoletano Il Mattino, lodando Napoli. Napoli è una città densa di conoscenze, è una città fantastica, meravigliosa. Ha detto John Elkann, lo scudetto è stato più che meritato, meritatissimo, ottimo lavoro degli azzurri sul campo, ha detto John Elkann a Napoli. La nostra intenzione per i prossimi anni è accrescere la competitività, modelli di alto profilo, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera. Mentre a proposito di Torino, invece, c'è una notizia interessante su Italia Oggi. Cartier, lo storico marchio di gioielleria fondato nel 1847 a Parigi, ha aperto un nuovo stabilimento di produzione a Torino. L'edificio, situato nella zona nord della città, nasce dalla riqualificazione di un vecchio sito industriale e darà lavoro a 450 persone. Come ha sottolineato il sindaco PD del capoluogo piemontese Stefano Lorusso, sarà uno dei principali siti produttivi di Cartier in Europa. Siamo contenti, ha detto il sindaco PD di Torino, che Cartier abbia scelto di riutilizzare uno stabile esistente recuperando una fabbrica dismessa anche dal punto di vista ambientale. Una scelta in linea con la maggiore attenzione alla sostenibilità, alla cura dei luoghi e tutte queste bellissime cose che vanno di moda adesso. Cartier è una delle aziende più note al mondo per la produzione di gioielli e orologi, un marchio tra i più prestigiosi a livello internazionale. Subito dopo c'è su Italia Oggi un altro articolo: quanto è dura la vita del bottegaio storico nel centro e nel mezzogiorno di Italia, scrive Italia Oggi. Mentre diamo uno sguardo, ma basta, abbiamo finito, quindi chiedo alla regia a questo punto di concludere in pompa magna la nostra rassegna stampa con la giusta sigla, quella che riassume, come diceva il sommo poeta, la situazione dell'Italia. E l'Italia è questa qua. Wow, uy, 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 perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. È giusto? Troppo giusto! Esatto. Intanto, in attesa di collegarci con Alessandro Morelli per la rubrica sull'Italia da fare, quella del mercoledì, le linee aperte, commentate a vostro modo in guisa libera ciò che vi aggrada allo 02 92 94 7222. A proposito, qualcuno ha partecipato al sondaggio sull'inno per il giubileo?
quello che era disponibile sulle pagine di Avvenire. Sentiamolo un po' ancora, così giusto per capire se è gradito o meno. Ma dal punto di vista musicale, non stiamo parlando di religione, qua stiamo parlando dell'inno in sé per sé. Sì, non è che l'abbiamo ascoltato tutto, però uno può già farsi un'idea. Quindi potete dire la vostra anche al 346 64 27 756 su questo inno per il giubileo. Abbiamo ben 2 ascoltatori in attesa, allo 02 92 94 72 22. Scrive Giuseppe via WhatsApp, potete mandare anche messaggi audio se volete via WhatsApp al 346 64 27 756. Sarò fuori, inteso come di testa, presumo, ma penso che l'intelligenza artificiale dia fastidio alla cupola che comanda il mondo, perché essendo più intelligente della media del popolo votante potrebbe insidiare il loro potere. Questa è una lettura, diciamo così, controcomplotistica. Auguri Giulio di buone ferie, grazie Gianni perché tu ci mandi delle foto meravigliose di farfalle e della tua Liguria, fai delle passeggiate stupende, il nostro amico Gianni da Genova. Meravigliose, veramente meravigliose, quindi la roba bella fa bene, crea benessere. Grazie al nostro grande amico Gianni da Genova. 02 92 94 7222. Non c'è nessuno che abbia giudicato questa roba qua dell'inno del giubileo, non vi stimola, posso capirvi. Comunque, ma dai Cacopardo, ma se i carabinieri e la Pula con Guardia di Finanza e Servizi sanno quante volte tiri lo sciacquone, le Brigate Rosse volevano il potere come? Ma dai, neanche tutto l'esercito riuscirebbe senza il consenso popolare. Allora, insomma, è scettico questo nostro ascoltatore, dice avrebbero trovato Moro facilmente se avessero voluto, che poi più o meno è quello che dice anche Cacopardo nel pezzo che abbiamo letto prima. Sentiamo un po' chi è in attesa. Pronto? Sì, buongiorno. Giulio, sono il Walter. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Giulio. Allora, sull'inno mi ha mandato un messaggio Claudio Monteverdi, mi ha detto ma Giulio è già in ferie? Primo, perché dice che non è compatibile con la tua persona, un inno del No, genere. beh, era una curiosità, io volevo sentirlo per curiosità, ci mancherebbe altro. Sì, lo so, era una battuta, scusami, non è riuscita. Sul discorso Moro... No, bisogna chiedere all'intelligenza artificiale qual è il meccanismo. Bravo, ecco, vedi, ci dovevo arrivare io, mi spiace, non sono così acuto. Bene. Sul discorso Moro io ho letto tantissimo, ho visto tanti documenti e la versione ufficiale è molto diversa rispetto alla realtà dei fatti, di quello che è successo. Poi la realtà è che PC e DC, certo, avevano interesse a che l'uomo sparisse, questo lo hanno capito in molti e pochi lo dicono, insomma, il problema è tutto lì. Niente, per il resto ti auguro grazie Walter, torna super carico. Grazie Walter, torniamo con tante belle novità, meravigliose novità e progressive. Avete ascoltato la rassegna stampa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
Ed eccoci qua con Alessandro Morelli, come tutti i mercoledì alle 9, alla guida del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il nostro Alessandro, tante cose da fare, appunto, come da titolo di questa nostra rubrica. Intanto buongiorno e grazie Alessandro. Buongiorno a te Giulio e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci dirai tu come al solito qual è il menù, però due cosette ce le abbiamo già in pista anche noi dopo la rassegna stampa di stamani e poi te le sottoponiamo naturalmente. Mi sembra che la settimana sia comunque importante, questa è la prossima, sotto il profilo di un grande progetto che è quello del ponte sullo stretto di Messina, no? Che entra nel vivo anche del suo esame parlamentare, il decreto ponte. Sicuramente questo è all'ordine del giorno, ma immagino che ci siano molte altre cose delle quali ti stai occupando. Allora, ci sono tre questioni in particolare sul tavolo del DIP in questi giorni. Il primo, chiaramente, lo hai ricordato, l'attenzione in sede parlamentare per l'approvazione che speriamo possa concludersi in maniera assolutamente positiva del decreto ponte, che diciamo è quella completamento di una logica con la quale le infrastrutture italiane stanno mettendo a disposizione la piattaforma naturale d'Europa, cioè la Sicilia, a tutto il mondo. E quindi, visti gli importanti investimenti che sono stati decisi dai governi precedenti, riguardanti e confermati chiaramente, riguardanti l'alta velocità verso Reggio Calabria, in seguito alla velocizzazione delle linee ferroviarie siciliane, che renderanno chiaramente queste aree del Paese, dell'Italia e dell'Europa, aree normali, molto semplicemente, non ho altre definizioni, normali, e il completamento di questa direttrice chiaramente non può che essere il ponte, perché sarebbe assurdo, come abbiamo già detto più volte, arrivare in tempi europei verso Reggio Calabria, dover scendere, prendere un traghetto per poi prendere un nuovo treno veloce che porta in una qualunque città della Sicilia. Dall'altra parte abbiamo ancora il tema dell'acqua, chiaramente in questi giorni, come sappiamo e vediamo, grazie a Dio, sta piovendo, però come abbiamo già sottolineato, questo governo non è quello che, come gli altri, che ha fatto la danza della pioggia e questi sono i risultati. Questo governo è quello che, auspicando chiaramente la pioggia naturale, sta mettendo in campo una serie di iniziative. I primi 100 milioni sono già stati delineati come stanziamenti, in particolare dal MIT, quindi dal Ministero di Matteo Salvini. Alcuni di questi, una trentina di milioni, sono destinati al Lago d'Idro e altri per le altre 4 regioni che fanno parte chiaramente del bacino padano, perché, come abbiamo già detto, la crisi idrica, l'emergenza idrica riguarda chiaramente l'area della Padania. Infine abbiamo un ottimo risultato dal punto di vista parlamentare, che non può essere colto che positivamente dalla squadra di governo, da me in particolare, perché il DIPE, il Dipartimento per la Programmazione Economica, lavorerà alacremente per mettere in campo tutta quelle serie di iniziative, e vi assicuro che non è un gioco facile, che potrà permetterci di realizzare la prima centrale nucleare in Italia. Questo perché? Perché ieri è stato approvato in sede parlamentare un testo che proprio invita il governo a lavorare su questo tema. Quindi, ancora una volta, passiamo dalle parole ai fatti. Abbiamo avuto, come sappiamo dalle elezioni politiche, un chiaro posizionamento dell'opinione pubblica, che ha votato i partiti che sostengono la realizzazione o comunque la valorizzazione dell'energia nucleare nei prossimi 5 anni di governo. Dall'altra parte, in sede parlamentare, abbiamo avuto questo auspicio, questo indirizzo dal Parlamento, che chiaramente, come sappiamo, in questo Paese è sovrano, e quindi già nelle prossime settimane, a dire la verità, i curricula sono già arrivati, i funzionari del DIPE li stanno valutando, perché possiamo avere come aiuto, sostegno di esperti che possano indirizzarci dal punto di vista tecnico. Poi noi chiaramente metteremo in campo tutte le iniziative legislative, politiche e amministrative che saranno necessarie appunto per ottenere il risultato storico, e cioè finalmente non stare a guardare ancora una volta a dirci: mamma mia, c'è la crisi energetica, purtroppo l'Italia è dipendente da questo o quell'altro paese,
ma finalmente arrivare ad avere una base sulla quale noi possiamo partire per essere autonomi anche sul fronte energetico, e questa base chiaramente può anche passare dal nucleare. Adesso riprendiamo un pochino questi argomenti che tu hai puntualmente elencato, Alessandro, però ce n'è uno fresco fresco di giornata, perché deriva dalle parole del ministro all'università Anna Maria Bernini sulla questione delle tendopoli che sono spuntate davanti alle università per dimostrare contro il caro affitti, eccetera. E la ministra Bernini ha detto che con i soldi del PNRR si creeranno 60.000 nuovi posti letto per gli studenti. Che ne dici? Allora, io ero presente all'incontro nel quale proprio si è discusso di questo argomento. L'incontro casualmente era pertinente perché era la cabina di regia la settimana scorsa sulle Olimpiadi. Siccome a Milano il villaggio olimpico, una volta terminate le Olimpiadi, diventerà uno studentato, in particolare della Bocconi, proprio in quel consesso il sindaco Sala del Partito Democratico di Milano appunto ha espresso questa estrema difficoltà che poi ha portato, come dicevamo, sono pubbliche oramai le manifestazioni di ragazzi, per lo più di collettivi di sinistra, però rimane il dato che appunto si stanno organizzando con tendopoli davanti alle università. E il ministro Bernini ha subito dichiarato la propria disponibilità per il ragionamento su questi argomenti e io, diciamo per le vie brevi, proprio lì durante la riunione le ho accennato qualche punto. Proprio ieri le ho chiesto un incontro che si terrà la prossima settimana, perché come sapete, insomma, la forza della Lega è quella di avere sicuramente degli amministratori anche di ruoli di governo che però hanno un'esperienza amministrativa abbastanza lunga, e casualmente questo è il mio caso, e casualmente a Milano, quindi io so perfettamente tutta la storia di Milano e allora sicuramente spiegherò in maniera molto chiara a tutti i ministri, perché è giusto, è ragionevole, è doveroso che anche il governo faccia la propria parte rispetto a questo che è un aspetto molto importante di valorizzazione intanto delle città. Ricordiamo che abbiamo alcune nostre città che hanno decine di migliaia di ragazzi fuori sede, tra cui decine di migliaia anche stranieri, quindi molto importanti, perché questi sono un vero e proprio biglietto da visita, una sorta di ambasciatori che poi il nostro paese potrà avere nei paesi d'origine. Questo chiaramente è un auspicio positivo. Ma detto questo, il governo, dicevo, è disponibile a fare la propria parte, ma non possiamo partire dallo zero in questo momento, cosa che è abbastanza naturale che qualcuno faccia anche in sede governativa se magari non conosce perfettamente come sono andati gli ultimi 10-15 anni di amministrazioni delle città. Perché faccio questo ragionamento? Perché con l'esperienza che ho appunto da amministratore pubblico del Comune di Milano e di un comune in generale, ricordo a tutti quanti e ricorderò anche in sede governativa che i piani urbanistici e le grandi valorizzazioni urbanistiche sono in capo ai comuni. Se i comuni oggi si ritrovano in una situazione per la quale sono a chiedere l'aiuto del governo, aiuto, ci mancano gli studentati, insomma strutture, infrastrutture di questo genere, qualcuno avrà una responsabilità. Cioè, e torno al caso milanese, che diciamo è un caso di scuola. Per 15 anni la sinistra ha governato Milano, e di fatto ci siamo con queste date, valorizzando ampiamente il ruolo dei grandi fondi internazionali. Penso per esempio a Garibaldi, alla zona di Porta Garibaldi, abbastanza nota ai più perché oramai Milano è nota anche per quello, che è completamente di proprietà del fondo sovrano del Qatar. Ci sono altri fondi internazionali che stanno facendo importantissimi investimenti nella Milano da bere, e io non sono assolutamente contrario a questi investimenti, ci mancherebbe, sono comunque soldi freschi che realizzano importanti nuovi quartieri. Ma dall'altra parte ci si è completamente dimenticati di avere un quadro che potesse fare bilanciare, ecco questa è la parola giusta, bilanciare l'urbanistica della città.
Dunque, la sinistra che ci ha raccontato per anni della lotta alle diseguaglianze, eccetera, eccetera, le diseguaglianze le ha create. E quindi se quei ragazzi in questo momento sono davanti con la tenda davanti al Politecnico o davanti ad altre università di altre città, che comunque vi ribadisco sono tutte governate dalla sinistra, quella sinistra che ha fatto delle diseguaglianze un tema, diciamo, cardine della propria politica, e invece le diseguaglianze le hanno aumentate proprio fregandosene della realizzazione e del bilanciamento degli interessi generali, che sono da un lato sicuramente l'apertura a grandi fondi di investimento che chiaramente non hanno né un nome né un cognome, caro Giulio, lo sai perfettamente, no? C'è il fondo che ha base in Australia, a New York, a Londra o in qualche paradiso fiscale, non sappiamo minimamente chi sia il proprietario, perché non c'è di fatto un proprietario, anche se almeno, diciamo, non è noto un proprietario che fa degli investimenti che sono puramente investimenti diciamo da squalo, e non lo dico in senso critico, è così. Il senso critico va alla politica che non ha fatto adeguatamente un controbilanciamento per rendere Alessandro, alcuni quartieri a disposizione di studenti, di residenti, di cittadini normali. noi abbiamo ascoltato qualche settimana fa, qualche decina di giorni fa, Luca Beltrami Gadola, che tu senz'altro conoscerai, no? Non è affatto affine alla Lega, di tutt'altra opinione, scriveva per Repubblica, fa parte della Milano progressista, però ha detto la stessa cosa che stai dicendo tu sostanzialmente. Qua è inutile che Sala, il sindaco di Milano, si appelli al governo centrale, perché la sua politica urbanistica, ma prima di Sala anche gli altri sindaci che lo hanno preceduto, ha determinato questo risultato. Quindi sei d'accordo sostanzialmente, immagino. Ma guarda che qua non è una questione, Giulio, di destra-sinistra, gialli, verdi, rossi e blu. Questa è la realtà, la fotografia della realtà. Poi probabilmente potremmo avere delle soluzioni diverse rispetto appunto a questo sbilanciamento che porta a delle situazioni che sono veramente preoccupanti, dove le giovani coppie delle grandi città, adesso cito Milano perché essendo milanese ed essendo, diciamo, il caso milanese quello più eclatante dal punto di vista mediatico in questi giorni, ma vale anche per altre città, penso a Roma, penso ad altre, però ribadisco, tutte governate casualmente dalla sinistra, e non lo dico perché sinistra, destra, lo dico perché loro dicono di essere contro le diseguaglianze e poi loro invece sono esattamente quelli che fanno una politica che favorisce le diseguaglianze, l'accenno che facevo prima. Quindi dicevo, rispetto diciamo alle soluzioni di fronte a questa problematica, probabilmente abbiamo soluzioni differenti tra vari valoriali anche, oltre che economiche differenti, ma la fotografia è questa ed è semplicemente un ragionamento di buonsenso. Quindi, tornando a bomba, settimana prossima incontrerò il ministro Bernini e le sottolineerò che da buon padre di famiglia questo governo deve fare tutto quello che è in grado di fare per contribuire alla soluzione di un problema. Ma il problema, se esiste, è stato creato, è sorto a causa della irresponsabilità di questi amministratori locali che, lo ribadisco, la legge, non Morelli, Cainarca o Radio Libertà, ma che la legge a loro dà completamente la potestà riguardo i piani urbanistici delle città. Questo è il dato di fatto. E quindi o cambiamo le leggi e diamo la potestà al governo, alle regioni, a chi crediamo, cosa che io non ritengo ragionevole, oppure con estrema chiarezza diciamo: signori miei, il governo farà la sua parte, sta risolvendo un problema, il problema però è stato causato da questi sindaci di sinistra che parlano di lotta alle diseguaglianze, ma le diseguaglianze in realtà le creano nei fatti. Bene, così come il sindaco di Bologna, oggi intervistato l'Epore del PD da Repubblica, che chiede che lo Stato ci dia le caserme per fare alloggi low cost. Vale il discorso di cui sopra, presumo, no Alessandro? Siamo sempre lì. E conferma il fatto che non è solo la Milano del cattivo Sala, dei fondi internazionali, o Roma, dove ci sono stati anche i 5 Stelle, e quindi non voglio neanche buttare la croce addosso in questo caso a Gualtieri. Ci sono stati i 5 Stelle, che cosa hanno fatto i 5 Stelle? Anche lì
lotta alle diseguaglianze, sempre il solito refrain che nella realtà oggi stiamo vedendo cosa porta. Bologna, un sindaco di sinistra che appunto, peraltro con un presidente di regione di sinistra, che appunto oggi si lamenta e chiede l'aiuto del governo. Così però non può funzionare, non è minimamente accettabile. Allora, una volta che saranno presi le loro responsabilità, a quel punto evidentemente il governo chiaramente farà la sua parte cercando di risolvere un problema creato da loro. Alessandro, torniamo al ponte, perché quello è un altro argomento importante, avremo modo senz'altro di parlarne nelle settimane prossime. Il ponte è uno dei quesiti fondamentali, è chi paga. Il sottosegretario Edoardo Rixi ha già avuto modo di spiegare che sono rincarate in genere le opere ferroviarie e le opere in generale del 30-40%, e questo spiega il motivo per cui siamo sui 13 miliardi e mezzo. Qualche anno fa sarebbe costato di meno, ma al di là del costo, il costo è molto relativo se si tratta di un investimento, no? Se una cosa è un investimento, il costo è una cosa relativa. Ecco, al di là di quello, chi paga? Tanto per partire, e poi dove sta appunto l'aspetto interessante di investimento in questa opera di cui si è favoleggiato per tanti anni, no? Adesso in Parlamento c'è un percorso concreto. Allora, per realizzare e per mettere in campo delle iniziative, in questo caso culturali in generale, che sono chiaramente molto complicate, se si parla di argomenti per decine di anni, da un lato non si ottiene il risultato, da un lato ci possono essere dei problemi, degli aspetti che riguardano anche la politica, pensiamo all'alternanza, noi possiamo costruire per arrivare a un determinato obiettivo e poi arriva un partito di sinistra che cancella quello che noi abbiamo fatto, e l'esempio proprio che noi abbiamo di fronte agli occhi sono i risultati storici che Matteo Salvini ha ottenuto da ministro dell'Interno sul fronte dell'immigrazione, che sono letteralmente stati smontati pezzo per pezzo durante l'amministrazione di Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno che l'ha succeduto. Quindi noi in questo momento stiamo costruendo tutte quelle forme di sostegno amministrativo e politico che ci permetteranno di arrivare all'obiettivo. E quali sono queste per quanto riguarda il tema del ponte? Chiaramente è necessario il voto parlamentare, di cui siamo in attesa e che chiaramente auspichiamo possa arrivare il prima possibile con un risultato positivo per avere una copertura a livello locale italiano. E poi c'è un tema sul quale si sta lavorando in maniera parallela in sede europea, perché ricordiamolo, il ponte è all'interno di una delle cosiddette reti TNT, cioè quelle reti quegli assi fondamentali scelti chiaramente in sede europea, quegli assi fondamentali che hanno dal punto di vista economico anche un sostegno appunto del quadro europeo. Ecco, una volta che anche in sede europea, cosa che è già avvenuta, il ponte sia stato riconosciuto con questa qualità, o quantomeno facente parte di uno di questi assi, è chiaro che l'Europa entrerà come partner economico nella realizzazione del ponte. Noi stiamo parlando chiaramente di importanti investimenti, di un'importante quota di investimenti europei per l'ottenimento del risultato dell'infrastruttura. Quindi l'auspicio è che si parli almeno del 40-50%, diciamo che già oggi siamo su quelle cifre. È evidente che l'investimento, come mi chiedevi, è un investimento se porta dei risultati. Dobbiamo ribadire ancora una volta, lo devo ribadire, il governo non sempre deve ottenere dei risultati puramente economici. È chiaro che la politica deve ottenere dei risultati, il bilancio può essere positivo anche dal punto di vista sociale e da altri punti di vista che non riguardano solo il risultato del bilancio economico. Ma in questo caso è evidente come appunto il ponte, visti gli importanti investimenti a cui facevo riferimento prima, cioè l'alta velocità verso Reggio Calabria e la velocizzazione in Sicilia, è l'adeguata, normale conclusione di una infrastruttura che altrimenti vedrebbe un collo di bottiglia
che, diciamocelo seriamente, sarebbe completamente fuori da ogni logica. Ribadisco, scendere dal treno veloce per prendere un traghetto, per poi riprendere un altro treno veloce che deve essere in attesa lì proprio in quel momento, francamente diciamo che è semplicemente difficile da concepire. Non ci fosse stata l'alta velocità che arrivava a Reggio Calabria e la velocizzazione alla Sicilia connessa all'alta capacità, è evidente che il ragionamento sarebbe stato un ragionamento differente, sarebbe stato complicato pensare a un investimento abbiamo detto 13 miliardi per collegare due medie città italiane come Reggio Calabria e Messina. Ma posta invece il grande piano di investimento anche europeo che riguarda il Sud Italia, a questo punto è evidente che non si può non ragionare in maniera positiva sulla chiusura di questa grandissima, fondamentale arteria europea, e lo ribadisco, questa è un'opera che ha una caratura europea, non vale per Sicilia e Calabria, non vale solo per il meridione d'Italia, vale per tutta Europa, perché le merci che verranno scaricate in Sicilia potranno arrivare a Berlino, come a Francoforte, a Parigi o chissà dove, in tutta Europa insomma. Allora, io ringrazio Alessandro Morelli, l'appuntamento con questa rubrica mercoledì prossimo. Un ascoltatore ci è arrivato prima di me, ma ti volevo domandare come hai festeggiato ieri il tuo compleanno, i tuoi primi 46 anni. So pochi, Alessandro, sei giovane. Beh, a dire la verità ho già prenotato agli anni azzurri, perché chiaramente scherzo. Guarda, ieri è stata una giornata eccezionale per me, perché avendo degli impegni su Milano ho potuto andare a prendere i miei 3 bimbi all'asilo, li ho portati a casa, e quindi per me è stato il miglior festeggiamento che io potessi desiderare, casualmente, perché normalmente, come puoi immaginare, durante la settimana sono un po' in giro a trottare per l'Italia. Beh, allora auguri. Faremo però, perché ricordiamoci che ci sono le elezioni amministrative per questa in questa fine settimana, elezioni importantissime per alcuni centri, penso primo tra tutti a Brescia, dove chiaramente l'interesse di vincere in quella città per la Lega è molto molto importante. Ricordo semplicemente che Brescia è proprietaria al 50%, pari a Milano, di una delle principali aziende di produzione multi-utility nazionali, che si chiama A2A, e che quindi c'è la politica, ma c'è anche tanto altro intorno alla politica che chiaramente potrà valorizzare i nostri territori. Quindi l'impegno per questi 2 o 3 giorni fino a venerdì chiaramente sarà sui comuni che vanno al voto. Bene, comunque dagli ascoltatori, non pochi, e da me, auguri un giorno dopo ad Alessandro Morelli. Grazie mille a tutta Radio Libertà, chiaramente a grande famigliera di Libertà. Grazie Alessandro, ci salutiamo qua, io adesso chiudiamo la rubrica e poi sentiamo una clip che ci ha mandato Pina via WhatsApp, molto simpatica. Raimondo Vianello in un vecchio film del 1964, I Maniaci, di Lucio Fulci. Le interviste si intitola questo episodio, è un ministro che, diciamo così, risponde alle domande in una certa qual maniera. Dopodiché avremo non gli scorretti